L'organizzazione di Treviso prevedeva degli incontri anche fisici nelle nostre zone, specialmente per i nostri associati, perché poi un incontro diretto qualche volta è sempre più semplice. Lo volevamo fare inizialmente a Castelfranco in collaborazione col Servizio Imprese 2000 di Antonello Orfeo, che credo che sia in collegamento con noi, adesso non vedo, ma insomma ci saranno altre occasioni, perché ovviamente poi questi incontri territoriali volevamo farlo anche nella parte più intorno a Fontanelle, diventano complicati in questo periodo perché è tutto un problema che lo sapete molto meglio voi di me, insomma. E quindi abbiamo, sfruttando anche la collaborazione e la disponibilità di Lenucci e anche di Contarini poi per quanto riguarda la regione, abbiamo pensato di utilizzare ovviamente questo strumento che ci facilita tanto per l'organizzazione temporale, il tempo insomma, che viene dedicato è molto più comodo, ma può essere poi un po' meno positivo per le domande, per le risposte, per capire bene le cose. Comunque, insomma, ci proveremo, anche perché, come dicevo prima, per chi ascoltava, con Lenucci ha un compito, per iniziare, è un compito molto facile, perché deve darci una sintesi della nuova PAC 2023, diciamo 2024, 2020, no, 23-27, scusate, è correttissimo, perché partirà dal prossimo anno, però parte da un documento enorme, più di 1500 pagine, 1512, per cui dare una sintesi già non sarà semplice, per andare proprio nei punti focali di una modifica di una PAC importante. Questo avrà un impatto sulle aziende veramente rilevante e questo può anche portare a delle preoccupazioni, perché tanto sappiamo che all'interno di una riduzione delle risorse complessive, che tutto sommato sarebbe anche abbastanza contenuta in linea teorica, però in realtà, per un 15% se non sbaglio, però in realtà poi quando la vediamo nella sua distribuzione per raggiungere tutti i vari obiettivi di cui ci dirà Lenucci, le risorse vengono realmente a diminuire e soprattutto su alcuni settori saranno veramente importanti. Credo che ci saranno anche delle necessità di valutare ipotesi di piccole o sostanziali modifiche per alcuni settori che potrebbero andare veramente in crisi con questo tipo di impostazione, però insomma non sarà semplice apportare varie modifiche perché poi ogni settore vorrebbe delle aggiunte per cercare di compensare le riduzioni di risorse, ma non sarà semplice. Certamente sarà un cambiamento importante per le nostre aziende, quindi più la conosceremo nel dettaglio, questa nuova politica comunitaria, agricola comunitaria, più sarà facile cercare di interpretarne per quanto possibile e intercettare anche le eventuali risorse. Faccio un'ultima considerazione sulla PAC, che il fatto che noi diamo tanta attenzione a questo settore è sicuramente perché ci sono tante risorse, ma è anche un sintomo preoccupante del sistema agricolo nazionale, perché è il sintomo di una debolezza intrinseca del nostro sistema che dipende in maniera ancora consistente, soprattutto in alcuni settori, da questi aiuti. Ecco, questo ci dovrebbe portare a riflettere profondamente sul nostro ruolo anche di rappresentanza sindacale, perché è su questo che ci misuriamo, sul fatto che nel corso del tempo le nostre aziende dovrebbero essere sempre più pronte a competere sul mercato e dipendere sempre meno da questi aiuti comunitari o sostegni comunitari, che però ci pongono dei vincoli anche molto importanti e qualche volta anche difficili da comprendere, perché limitano la nostra capacità di produrre, limitano il fatto di poter fare delle scelte agronomiche coerenti e scientificamente sostenute a favore di principi diversi, altrettanto magari forti sulla sostenibilità, ma in alcuni casi francamente difficili da comprendere nel loro insieme. Fatto questo cappello, con l'aiuto di Bastasin, se non ci sono ulteriori introduzioni in questa fase, io darei subito la parola al direttore Vincenzo Lenucci di Confagricoltura Nazionale, che con la sua solita abilità ci parlerà di questo argomento. Grazie. Vediamo, aspetta che non ti sentiamo.
attivare il microfono. Ecco, certo, non ho attivato il microfono, quindi mi sentite ora? Bene, così? Sì, sì, benissimo. Grazie, scusate, stavo parlando da solo, ringraziando intanto per queste parole di apprezzamento. No? Grazie mille, soprattutto per ringraziare per l'invito il Presidente, il Direttore Renato, l'amico collega Fontanelli che mi ha aiutato anche nella preparazione e tutti voi per salutarvi e darvi il benvenuto a questo appuntamento che non vi nascondo, a me avrebbe fatto molto più piacere tenere in presenza. Io con entusiasmo devo dire, subito dopo da qualche settimana ormai avevo ripreso il tour per illustrare queste novità della riforma della PAC in Italia. Ho fatto degli incontri in presenza molto belli, anche perché erano i primi dopo anni, c'è poco da fare, mesi e mesi. E tenerli in presenza è un'altra cosa e chiaramente ha un risvolto. Io ricordo sempre una delle prime, se non la prima uscita che ho fatto a Codogno, a parlare non di PAC ma di altri argomenti inerenti al settore del latte. Immaginate, insomma, in questi territori come sia importante tornare a parlare da vicino. Speriamo di farlo presto e appunto di continuarci a confrontare, perché sicuramente, anticipo un po', ce ne sarà bisogno. Dovremmo continuare, dovremmo proseguire a raffrontare, diciamo, le norme, la disciplina, le regole che ci stiamo dando per questa nuova PAC, che faticosamente, dopo un negoziato che dura e durerà praticamente 5 anni, ci porterà a una ridefinizione dei regolamenti, delle modalità per percepire questi grosso modo 5 miliardi l'anno di risorse comunitarie che vengono erogati con questo complesso meccanismo della politica agricola comune. Allora, come anticipava il Presidente prima, a me è stato dato un compito, cioè quello di riassumere il piano strategico nazionale che l'Italia il 30 dicembre per la verità, ha presentato alla Commissione europea. Io ho qui davanti, no? Sono 3 volumi di circa 500 pagine, non si potevano rilegare meglio. Questo è il piano che l'Italia ha presentato e che attua per i prossimi 5 anni, in realtà 5-7 anni, fino al 2029 per certi versi, perché lo sviluppo rurale ha un trascinamento di 2 anni, applica le novità della riforma della PAC per il nostro Paese. La riforma della PAC è costituita da 3 regolamenti che sono stati pubblicati il 6 dicembre scorso nella Gazzetta Ufficiale Comunitaria e che demanda agli Stati membri praticamente la gran parte dell'applicazione e delle scelte. L'Italia, appunto, dopo un ampio dibattito che è durato alcuni mesi, forse partito in ritardo, ma comunque molto molto intenso nelle ultime fasi, no? Subito a ridosso della pausa natalizia, ha svolto diverse riunioni a vario livello con le istituzioni regionali, con altre istituzioni di varia natura, enti simili, altri dicasteri, quindi parti del governo. Ha svolto riunioni anche col partenariato economico-sociale, quindi con tutte le associazioni agricole, cooperative del settore e anche le associazioni ambientaliste, animaliste, un complesso di relazioni che ha portato appunto, dopo un confronto e un dibattito, alla definizione di queste 1500 pagine, che sono praticamente la proposta con cui l'Italia ha deciso di applicare la PAC dal 1 gennaio 2023. Ora io vi dirò, non in dettaglio ovviamente, tutto quello, più o meno tutto quello che è contenuto in queste pagine, per dare un inquadramento di cosa l'Italia, di quale sia il tenore, diciamo, e l'impronta delle scelte che ha animato l'inquadramento del piano strategico nazionale del nostro Paese. Non prima appunto di avervi, ho anche una presentazione, mi aiuterà in questo e che poi vi inviterò a condividere, e poi ovviamente, lo dico da subito, resta a vostra disposizione ed è pienamente da distribuire, diciamo, da condividere con tutti. Prima di passare alla presentazione volevo dire solo 2 o 3 aspetti di contesto. Allora,
Il primo appunto che il confronto è stato molto duro, molto difficile, articolato, complesso, si sono confrontati, diciamo, vari approcci, vari modi di intendere la riforma della politica agricola comune. Bruxelles ha dato un imprinting, ha dato una direzione, ha sostanzialmente, come accennava qualche presidente prima, cercato di cogliere molti più obiettivi con le stesse risorse, anzi noi sottolineiamo sempre con meno risorse, perché a nostro avviso le risorse sono ridotte per l'Italia del 15% in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione. E quindi sono entrati, diciamo, nuovi obiettivi nella riforma della PAC, gli obiettivi ambientali, l'obiettivo di inclusione sociale, l'obiettivo della redistribuzione delle risorse all'interno delle aziende, privilegiando le piccole aziende, l'obiettivo della tutela degli agricoltori nella filiera, quindi il loro posizionamento sul mercato, l'obiettivo della gestione del rischio derivante anche dagli effetti del cambiamento climatico. Tutti questi obiettivi, anche l'agricoltura al passo coi tempi, la digitalizzazione, il trasferimento di conoscenze, sono state messe sul tappeto. E purtroppo Bruxelles però non ha messo sullo stesso piatto, assieme alle ambizioni, i mezzi per conseguire queste ambizioni, ha ridotto le risorse, in particolare per paesi come l'Italia, e questo ha reso molto molto difficile il compito di chi doveva e deve fare delle scelte, per cui il confronto, come dicevo, è stato aspro, perché si sono su questa coperta corta, diciamo, appassionati vari soggetti con vari indirizzi, varie idee, diciamo, anche obiettivamente contrastanti. Si è arrivati a un punto, tuttavia, questo è il secondo aspetto, di equilibrio che Confagricoltura ha giudicato, benché, diciamo, partissimo da un punto di partenza insoddisfacente, cioè una riforma complessa che va verso determinati obiettivi senza adeguatamente finanziarli e talvolta con indirizzi non sempre coerenti. L'applicazione che ne ha fatto l'Italia dopo, a valle di questo complesso negoziato, è stata un punto di caduta di un compromesso abbastanza equilibrato e che ci soddisfa. Ora, ovviamente non si può dire che sia la PAC dei nostri sogni. Confagricoltura ha criticato molto l'impostazione comunitaria che abbiamo cercato di fronteggiare con l'approvazione dei regolamenti, con il confronto in sede di Consiglio e di Parlamento europeo, e poi una volta approvati i regolamenti abbiamo cercato di applicare, lo vedremo, in un certo modo la riforma in Italia affinché fosse la meno impattante possibile per le imprese, per i soggetti che fanno crescita e occupazione, che a nostro avviso sono i soggetti principali, cui la politica agricola comune, che è una politica economica, è rivolta. Ed è un compromesso quindi soddisfacente, almeno considerate le premesse. Non si può dire però che sia ovviamente una svolta positiva e innovativa di una politica che purtroppo mostra il segno dei tempi e più che altro il segno di una impostazione con dei limiti innegabili, intrinseci e che andrebbero rimossi a monte. Il terzo aspetto guarda invece al futuro. Ora questo volumone, lo faccio vedere ancora, è stato inviato a Bruxelles e il cammino però non finisce qui. Le scelte che abbiamo optato di fare come Italia sono state offerte alla Commissione europea. Ora parte un percorso di esame di queste scelte, di discussione con le autorità comunitarie che devono valutare assieme al Ministero delle Politiche Agricole se questi strumenti di politica agricola comune, così come li ha interpretati l'Italia, sono coerenti con i regolamenti comunitari e colgono gli obiettivi che ci siamo posti. La Commissione potrà entrare nel merito di queste misure e chiedere anche degli adattamenti, delle modifiche. Quindi il quadro che io vi sintetizzerò oggi è il quadro della proposta del piano strategico nazionale, così si chiama questo testo, che l'Italia ha presentato a Bruxelles, ma non è il quadro definitivo della PAC che partirà il 1° gennaio 2003. Quella scaturirà da questi mesi di confronto che abbiamo davanti. Non avremo 12 mesi ovviamente di trattativa, ma
grosso modo possiamo pensare che almeno il primo semestre di quest'anno sarà impegnato nel confronto Roma-Bruxelles per verificare se queste misure sono ben confezionate, adatte e possono partire così o se necessitano di una diversa taratura. Quindi c'è il confronto continuo, insomma. Come ha detto anche il ministro Patuanelli quando ha presentato questo piano alle organizzazioni, ha detto noi presentiamo un piano che sappiamo già sarà oggetto di osservazioni, le prime da parte della Commissione europea arriveranno entro presumibilmente a fine marzo 2022, quando leggeranno tutte queste copiose pagine, e da lì partirà una ulteriore modifica, ritocco, integrazione, noi speriamo dei miglioramenti, perché c'è qualcosa indubbiamente ancora da migliorare nel piano verso la stesura definitiva che partirà il 1° gennaio 2023. Quindi appunto avremo modo sicuramente di incontrarci, speriamo in presenza, come dicevo prima, e dovremo ridiscutere ancora questi aspetti che però sono arrivati a un punto di caduta, a un punto fermo importante. Fatta questa lunga premessa, scusatemi se appunto l'ho fatta così lunga, passo con delle immagini che forse sono più... Ecco, spero si veda, se mi date una conferma. Sì. Perfetto. Passo con delle immagini a illustrarvi un po' sinteticamente, come dicevo prima. Ecco, io ho intitolato questa presentazione gli aspetti salienti del PSN, cioè gli aspetti principali del piano strategico nazionale che costituisce il documento che l'Italia ha presentato a Bruxelles. Vado avanti su certe slide, scusatemi se le scorro velocemente, perché questo è il quadro della tempistica che abbiamo ora. Noi siamo in questa zona grigia 2021-2022, come sapete non siamo riusciti a applicare la nuova PAC dal 2021 al 2027, perché ritardi dovuti a vari motivi, il rinnovo della Commissione del Parlamento Europeo, la Brexit, hanno ritardato l'approvazione dei regolamenti della PAC. È un caso anomalo in questo settennio, come solitamente si applica la PAC, partiremo con un ambito di applicazione di 5 anni dal 1° gennaio 2023 e fino a quella data avremo invece la PAC che abbiamo imparato a conoscere fino al 2020. Quindi avremo questa fase transitoria che si chiama di nuove risorse e vecchie regole. Dal 1° gennaio 2003 soprattutto, vedete, cambia radicalmente la programmazione degli interventi. Questa è la prima grossa innovazione che fa la PAC, che riguarda soprattutto chi prepara le regole, cioè i ministeri, le regioni, eccetera. Avremo un programma strategico unico, il programma strategico nazionale, dove saranno disciplinati, diciamo, tutti gli strumenti della PAC. Questo è il quadro delle risorse, lo conoscete ampiamente, circa 7 miliardi di euro l'anno a disposizione tra risorse nazionali e cofinanziamento. Il piano strategico nazionale appunto è un grosso documento che contiene 3 grossi capitoli, diciamo. Come gestire i pagamenti diretti, cioè quei pagamenti che entrano direttamente nelle tasche degli agricoltori, perciò io li chiamo così, cioè dico che si chiamano così, quindi i pagamenti, i titoli disaccoppiati o quote, come li chiamano anche gli agricoltori, i pagamenti accoppiati, eccetera, dove ci sono delle novità importanti, in particolare i nuovi pagamenti ambientali che si chiamano gli ecoschemi. Tutta la parte invece dei settori, che sono 4, vino, olio, ortofrutta e api, miele, che hanno un'OCM specifica, più una OCM che viene istituita appositamente, che è quella del settore delle patate da consumo, come vedremo, che l'Italia ha scelto di istituire, e infine il grosso capitolo, il secondo pilastro dello sviluppo rurale, che verrà gestito con le stesse più o meno misure, ma con una modalità molto molto diversa. Questo credo che Contarin dopo approfondirà un po' questo tema della governance, come si dice, dello sviluppo rurale. Perché oltre ad avere un documento unico avremo un riassetto anche delle competenze e della gestione di questi strumenti della PAC. Questo è un quadro assolutamente di sintesi, ma soprattutto per dire che nel PSN ci sono gli obiettivi, che sono, come dicevo prima, economico, ambientali e sociali,
e sono obiettivi più ampi rispetto al passato, io direi anche più ambiziosi rispetto a taluni aspetti, tipo la sfida ambientale, la sfida alla lotta alla mitigazione del cambiamento climatico, la sfida alla inclusione sociale e al miglioramento anche delle condizioni occupazionali. C'è un tema, quello della condizionalità sociale, che dovremmo trattare, però purtroppo sono obiettivi più ambiziosi, come abbiamo detto prima, con meno risorse. Ci sono poi 3 grossi capitoli di strumenti e ci sono anche delle regole trasversali del piano di sviluppo rurale. Per esempio, ne ho citate solo 3. L'accesso alle misure della PAC è riservato agli agricoltori attivi, quindi nel piano vanno definiti chi sono i cosiddetti agricoltori attivi, cioè le aziende i soggetti che operano nel settore agricolo, e qui c'è stato un grande dibattito vi dirò anche come è sfociato sul piano strategico nazionale per cercare di orientare verso un beneficiario che fosse il più possibile professionalizzato in agricoltura e quindi meno part-time, meno estraneo al mondo agricolo, professionale, che dà crescita e occupazione. Il risultato è stato un frutto di compromesso molto dibattuto e critico, a mio avviso. C'è da stabilire pure delle soglie minime di accesso per presentare la domanda. Oggi una domanda non può essere liquidata se è inferiore a 300 euro di pagamenti diretti. Tutti i pagamenti della PAC sono soggetti alla condizionalità, cioè quando si sostiene che gli agricoltori non rispettano norme ambientali, no? Di salute, sicurezza delle piante e degli animali, sicurezza sociale, eccetera, e si dimentica che da anni e anni, per avere i pagamenti comunitari, gli agricoltori rispettano un set di regole ambientali, appunto, in termini di salute, sicurezza delle piante e degli animali, che è la cosiddetta condizionalità, di benessere dell'ambiente, di tutela dell'ambiente, eccetera. La condizionalità è un set di regole che viene ancora ampliato, includerà il cosiddetto greening, cioè gli impegni di inverdimento che già gli agricoltori italiani e europei hanno implementato fino al 2020 e continuano a farlo adesso, e quindi si rafforzano queste regole, quindi si rafforzano i vincoli che gli agricoltori europei per beneficiare della PAC devono rispettare. Più ambiente, più benessere degli animali, più tutela della salute delle piante, della sicurezza del benessere animale, e avremo anche la cosiddetta condizionalità sociale. Si vincoleranno i pagamenti diretti e i benefici della PAC anche al rispetto di determinate regole, cosa non accaduta mai sinora, a determinate regole in termini di diritto del lavoro e sicurezza e salute sul luogo di lavoro. In caso di infrazioni, oltre le ammende, le sanzioni già previste dalle norme ambientali oppure di condizionalità sociale, si avrà anche una riduzione dei pagamenti diretti. Quindi anche qui maggiori vincoli. Questo è il quadro temporale che tratteggiavo prima a voce. Il 30 dicembre è stato presentato, ora siamo nel periodo transitorio, il 30 dicembre è stato presentato il piano, parte il confronto con la Commissione europea per approvare il piano, non sappiamo quando, ma sicuramente entro il 1° gennaio 2023, quando partiremo con le nuove regole della PAC, sia di pagamenti diretti che di OCM che di sviluppo rurale. A quell'epoca saranno trascorsi 5 anni, dal maggio 2018, più o meno 5 anni, da quando la Commissione ha presentato per la prima volta la sua comunicazione per proporre una riforma della PAC, e quindi dal 2018 al 2023 ci sono voluti 5 anni tra comunicazione, dibattiti, proposte di regolamento, approvazione dei regolamenti e poi appunto implementazione nazionale della PAC, su approvazione del piano di implementazione per entrare in vigore le nuove regole. È stato un cammino molto molto più complesso delle ultime riforme, ma come vedremo i temi e le innovazioni sono tali che giustificano, purtroppo direi, questo tempo trascorso. Allora, sinteticamente i temi di attualità del negoziato riguardano sempre i 3 grossi capitoli della PAC, cioè i pagamenti diretti, soprattutto direi i pagamenti diretti, che sono radicalmente innovati, le OCM di settore,
più o meno confermate, e lo sviluppo rurale, su cui comunque mi intratterrò meno, anche appunto per evitare sovrapposizioni con la relazione di Contarin, ma anche perché poi le misure sono in linea generale confermate, e quello che cambia, ripeto, nello sviluppo rurale è la modalità di programmazione dell'attuazione e l'interrelazione con le altre misure. Non ci sono più comparti stagni con la nuova PAC. I pagamenti diretti devono essere collegati allo sviluppo rurale ancora di più, così come alle OCM di settore. Ci deve essere una strategia, ecco perché si chiama programma strategico nazionale, nelle scelte che il Paese fa per applicare la PAC nei prossimi anni, con una gestione unica verso determinati obiettivi cui devono aiutare a convergere tutti gli strumenti, pagamenti diretti, OCM, sviluppo rurale. Vediamo direttamente al tema dei pagamenti diretti, che è un tema abbastanza, come dicevo prima, più complesso e anche divisivo, se vogliamo. Cos'è stato, cos'è cambiato sostanzialmente? La vera novità è che oggi noi abbiamo un plafond dei pagamenti diretti che è quasi integralmente corrisposto ai beneficiari, salvo una fetta di pagamenti che viene destinata ad alcune precise specifiche coltivazioni o allevamenti, che sono i cosiddetti pagamenti accoppiati. Il resto dei pagamenti diretti sono nelle tasche degli agricoltori con i cosiddetti titoli, e accanto a questi titoli vengono erogati i cosiddetti pagamenti di greening, che vengono liquidati a fronte di alcuni impegni, la diversificazione, 3 per la verità: la diversificazione delle colture, l'obbligo di mantenimento dei prati e prati pascoli, divieto di conversione in seminativi, e la destinazione del 5% dei seminativi ad aree a focus ecologico. In cambio di tutto ciò, gli agricoltori italiani percepiscono grosso modo 3,2 miliardi di euro l'anno di pagamenti diretti. Siccome il principio della nuova PAC è che le stesse risorse, anzi un po' meno, devono servire a cogliere molti più obiettivi, ecco, sostanzialmente quello che accade è che l'Italia deve destinare obbligatoriamente o secondo sue scelte il plafond dei pagamenti diretti ad altre finalità. Quindi, intanto il plafond dei pagamenti diretti può essere trasferito, e l'Italia vedremo subito che ha fatto una scelta in tal senso, in parte a rafforzare lo sviluppo rurale. Ora vi dirò quanto, quindi in che misura e per quali obiettivi parte dei pagamenti diretti diventeranno sviluppo rurale. Poi l'Italia ha scelto di destinare parte dei pagamenti diretti ai pagamenti accoppiati, come accade finora. Destineremo una parte dei pagamenti diretti ai giovani, anche questo accade limitatamente anche ora. Potremmo usare quelle risorse dei pagamenti diretti per attivare nuovi interventi di settore. L'Italia, come ho anticipato, ha scelto di attivare un OCM specifico per le patate. Soprattutto poi, vedete gli ultimi 2 gradini di questa scaletta, l'Italia, come tutti i paesi, deve destinare almeno il 25% dei pagamenti diretti a delle nuove misure agroambientali, diciamo, che si chiamano ecoschemi, e che vengono derivati da questi pagamenti diretti, quindi non più corrisposti direttamente agli agricoltori, ma solo a condizione di rispettare determinati impegni ambientali. E 2, è evidente che questi ecoschemi sono finalizzati a cogliere l'obiettivo di tutela ambientale e di gestione dell'ambiente. 2, obbligatoriamente almeno il 10% dei pagamenti diretti deve essere destinato alle aziende di piccole dimensioni, o per meglio dire ai primi ettari dichiarati dalle aziende di minor dimensione. È chiaro che da questo quadro poi scusate, c'è anche la possibilità, e l'Italia ha scelto di attivare questa opzione, fino al 3% di tutti i pagamenti percepiti dagli agricoltori potranno essere destinati alla costituzione di strumenti di gestione del rischio, e l'Italia ha scelto appunto di fare ciò. Quindi tutti i beneficiari di pagamenti diretti sacrificheranno, tra virgolette, il 3% di quel valore, che verrà usato e contabilizzato come contributo di partecipazione obbligatoria a questo punto di tutti i beneficiari dei pagamenti diretti a un fondo mutualistico
per la gestione delle catastrofi naturali. Ne parleremo magari successivamente. In virtù di questa scelta, di queste scelte, che cosa accade? Che l'Italia appunto avrebbe a disposizione, vedete, 3,6 miliardi di euro l'anno di pagamenti diretti, però alla fine i pagamenti, le somme che verranno destinate per i pagamenti diretti disaccoppiati, che rimarranno e rimarranno anche in forma di titoli disaccoppiati, saranno molto meno, perché, come abbiamo visto prima, il plafond viene suddiviso tra molti altri strumenti obiettivi. Che cosa ha scelto l'Italia in particolare? Ho cercato di sintetizzarlo in questa tabella. Su 3 miliardi e 628 milioni complessivi annuali, l'Italia intanto ha deciso di spostare allo sviluppo rurale, cosa possibile, 90 milioni per rafforzare la dotazione delle misure dell'agricoltura biologica del secondo pilastro, 36 milioni, l'1%, per rafforzare le misure per l'insediamento dei giovani agricoltori, e poi appunto ha deciso di destinare a nuovi interventi settoriali per le patate da consumo 6 milioni di euro. Quindi intanto da 3,6 miliardi siamo scesi come disponibilità a 3,5 miliardi l'anno. Di questo massimale, come dicevo prima, il 25% deve essere destinato a queste nuove misure ambientali, che sono gli ecoschemi, 874 milioni. Il 10%, quindi 349 milioni, deve essere destinato al pagamento redistributivo, che spetta solo alle aziende di minori dimensioni. L'Italia ha scelto anche di attivare il 15% del plafond per i pagamenti accoppiati, un po' di più di quello che accade oggi, perché noi oggi abbiamo il 12,92% del plafond destinato ai pagamenti accoppiati, quindi avremo il 15% di tutto, il massimale destinato ai pagamenti accoppiati, e infine un 2% sarà destinato al pagamento diretto aggiuntivo fino a 90 ettari dei giovani, che c'è attualmente e che viene confermato. Quindi vedete, ci sono vari altri strumenti a valere sempre della medesima dotazione. Quello che residua è un massimale di 1,678 miliardi di euro l'anno, che è quello che costituirà il massimale per erogare i pagamenti disaccoppiati, i titoli dei pagamenti disaccoppiati a favore degli agricoltori, e che rappresenta ormai meno della metà del totale del massimale dei pagamenti diretti. Graficamente, forse spero che renda meglio, che non sia troppo confusa questa immagine. A sinistra avete, diciamo, l'attuale ripartizione dei pagamenti diretti. Vedete che su una torta che è di 3,7 miliardi, la parte in azzurro e in verde, i titoli di base, il greening, rappresentano l'85% del totale, quindi 3,2 miliardi. Questo è quello che viene erogato con la domanda unica di pagamento disaccoppiato. Il 13% sono pagamenti accoppiati e il 2% per i giovani. In futuro, dal 2023, noi avremo quest'altra situazione. Questa fettina grigia del massimale, che è leggermente il 2% ridotto rispetto alla situazione attuale, viene destinata allo sviluppo rurale, soprattutto per biologico, diciamo prima, e sviluppo rurale per i giovani, più 6 milioni per le patate. La parte residua viene destinata per l'ambiente, la parte arancione, per l'accoppiato, la parte in grigio, per il sostegno redistributivo alle piccole aziende e ancora per i giovani agricoltori. Vedete che plasticamente la fetta destinata ai pagamenti disaccoppiati si è ridotta moltissimo, e questa in celeste azzurro, ed è 1,7 miliardi di euro rispetto a 3,2 miliardi di euro. Cosa ne deriva da questo? Cosa deriva da ciò? Che la prima esigenza che noi avremo con l'entrata in vigore della nuova PAC è quella di ricalcolare i pagamenti disaccoppiati degli agricoltori, i titoli, per ridimensionarli e per farli entrare, diciamo, nella nuova dotazione minore, più magra, dei pagamenti diretti disaccoppiati.
Dove avevamo finora 3,2 miliardi di euro di erogazione di pagamenti disaccoppiata, dovremmo trovare posto in 1,7 miliardi. E quindi, come avete già intuito, il primo passaggio sarà necessariamente una riduzione dei pagamenti disaccoppiati per ettaro di cui godono gli agricoltori e che si applicherà linearmente a tutti i beneficiari. Sostanzialmente, vedete, se oggi abbiamo 3,2 miliardi circa a disposizione dei pagamenti disaccoppiati e domani ne avremo 1,7, avremo il 52% di disponibilità rispetto ad oggi e quindi dovremo adattare, dice il regolamento, il valore dei titoli di tutti gli agricoltori, senza distinzione, i titoli di basso valore, di alto valore, eccetera, adattandoli al nuovo massimale, il che vuol dire sostanzialmente una riduzione di circa il 50%, del 48,3%. Stime di Confagricoltura, non sono ancora dei calcoli ufficiali questi. Successivamente al ricalcolo, quindi alla riduzione praticamente di tutti i titoli, che vengono ridotti per il semplice fatto che poi con quei soldi vengono finanziati altri strumenti della PAC, proseguirà il cosiddetto percorso di convergenza. Noi abbiamo dei valori per ettaro dei titoli disaccoppiati che sono molto diversificati, come sapete. In Italia abbiamo una forte variabilità, abbiamo titoli da qualche decina di euro e da diverse migliaia di euro. Secondo la normativa comunitaria, gli Stati membri devono proseguire il percorso di avvicinamento del valore dei titoli verso la media, verso il valore medio che deve essere il più possibile il target, l'obiettivo di questo processo, la cosiddetta convergenza interna. Noi abbiamo già ridotto i titoli di elevato valore e aumentato quelli di basso valore dal 2015 al 2019. Questo percorso si è interrotto. Nel 2020, 21 e 22 i titoli non cambiano valore, non stanno cambiando valore, non lo cambieranno fino al 1 gennaio 2023, ma dal 2023 noi avremo, come ho detto prima, un dimezzamento praticamente del valore dei titoli, incluso il greening, e poi se i titoli sono superiori alla media del valore dei titoli nazionali, quindi a quel 170 grosso modo euro, dovranno andare incontro a una riduzione. Se invece sono titoli di basso valore, quei titoli verranno aumentati fino, questo è quello che ha scelto l'Italia, fino ad arrivare ad un obiettivo, cioè che tutti i titoli in possesso degli agricoltori italiani a regime nel 2026 devono essere almeno pari a un valore dell'85% della media, cioè di 142 euro circa. L'Italia ha scelto di applicare questo tipo di convergenza interna che si chiama convergenza parziale, perché dopo il processo di adeguamento vedete che i titoli non hanno lo stesso valore, quindi i titoli di maggior valore rimangono più elevati rispetto agli altri e benché ci sia un avvicinamento non si arriva a un valore unico, come invece era possibile. Addirittura una delle opzioni del regolamento era quella di unificare da subito, dal 2023, tutti gli importi ad ettaro, sopprimendo i titoli storici, eliminando ogni storicità ed erogando semplicemente, distribuendo quel miliardo e 678 milioni di euro su tutte le superfici dichiarate con un pagamento unico. L'Italia ha scelto, in questo dobbiamo dire, era anche la richiesta fortemente voluta dalla Confagricoltura, ha scelto una convergenza parziale per garantire i titoli di maggior valore che non fossero eccessivamente ridotti e anche, come ha chiesto Confagricoltura, è stato imposto che la riduzione massima a cui può andare incontro un titolo dal 2023 al 2026 non può superare il 30%. Quindi, oltre però, dopo la riduzione del 50% che si ha seccamente nel 2023, successivamente un titolo di maggior valore non può essere ridotto di più del 30%. Questo è il cosiddetto stop loss, cioè il freno alle perdite dei titoli di maggior valore che è fatto a garanzia di quei produttori, di quei territori, di quei comparti che hanno un pagamento diretto molto elevato. Il regolamento comunitario consentiva agli Stati membri di imporre un valore massimo dei diritti
che l'Italia ha scelto di imporre a 2.000 euro a partire dal 2023, e quindi dal 2023 non potranno esserci convergenza, riparametrazione del valore dei titoli, eccetera, titoli storici superiori a questo valore di 2.000 euro. Non sono tantissimi, ma vi assicuro che abbiamo diversi titoli che valgono diverse migliaia di euro. Qui io ho rappresentato cosa potrebbe accadere a due aziende diverse. Si tratta sempre di calcoli, di simulazioni fatte in casa da noi e non sono cifre ufficiali, quindi sono delle nostre elaborazioni, però supponiamo siano abbastanza in linea con le conseguenze della riforma. Ho simulato cosa può accadere per due aziende, una con un titolo disaccoppiato elevato e una con un titolo di minor valore, sotto la media, insomma, per capire bene le tendenze estreme. L'azienda 1 è un'azienda che ha un titolo di 500, oggi, ha un titolo di 500 euro per ettaro, cui si accompagna un pagamento di greening che possiamo stimare grosso modo essere pari alla metà del valore del titolo, quindi un complesso di erogazioni di 750 euro. Con la convergenza all'85%, come ho detto prima, nel 2023 intanto si applica una riduzione del premio di circa il 50%, e quindi si arriva grosso modo a 390 euro per ettaro. Questo riguarda tutti i titoli. Siccome 390 euro è un valore sopra la media, questo titolo è destinato a convergere verso la media con una riduzione massima del 30% che lo porta ad avere un valore a regime di 271 euro. Quindi un'azienda di questo tipo va incontro a una riduzione per ettaro, il pagamento disaccoppiato di circa 500 euro, 480 euro, ovvero sia il 64% in meno. Vedete che io ho lasciato le due righe successive, quindi quella in sottolineato è a quello che accadrà, verosimilmente sulla base delle scelte che l'Italia ha fatto. Con una convergenza al 100%, quindi fino alla media, o addirittura con l'applicazione di un pagamento unico indifferenziato senza titoli, le riduzioni che subirebbe un'azienda del genere sarebbero ancora superiori e potrebbero arrivare fino all'80% di riduzione del pagamento diretto. Questo disaccoppiato diretto per ettaro. Questo giustifica la nostra scelta, che il governo, il Ministero delle Politiche Agricole ha accolto, di applicare la convergenza parziale con lo stop loss del 30% della riduzione, che non significa non tenere in considerazione le esigenze di chi ha un titolo di basso valore, ma, come vedremo subito, significa bilanciare le esigenze tra l'aumento dei titoli di basso valore e la necessità di tutelare anche dalla perdita di liquidità le aziende con un importo di alcuni comparti in particolare, penso nelle vostre zone all'allevamento bovino da carne per esempio, ma all'allevamento bovino da latte, e poi anche talune produzioni di seminativo di più alto valore, eccetera. L'azienda 2 è un'azienda invece con valori molto più bassi, 80 euro per ettaro, quindi con un valore di trasferimento disaccoppiato compreso il greening di 120 euro. Questa azienda, vedete, il primo anno anche avrebbe un titolo che si riduce a poco più della metà, 62 euro, poi la convergenza porta ad aumentare il valore di questo diritto, ma lo porta 22 euro a ettaro in più, quindi con un incremento sì del 20% rispetto alla situazione attuale, ma con una convergenza, con un beneficio tutto sommato contenuto. Cosa ci dice questa tabella, come accennavo prima? Che la convergenza è un fenomeno che per la distribuzione che ha l'Italia del valore dei titoli e del loro valore, è un fenomeno che rischia di penalizzare molto le poche aziende, i pochi comparti, i pochi territori che hanno titoli di maggior valore per distribuire somme, sì, in maniera più equa, però per distribuire a molti soggetti, a molti ettari, importi di basso valore che ridistribuiscono sicuramente il pagamento disaccoppiato di base, però con un effetto che è molto molto negativo per alcuni e relativamente positivo
per molti. Da qui la cautela che appunto noi abbiamo avuto nel gradualizzare questo fenomeno di convergenza e che devo dire anche il Ministero ha accolto e ha portato nel piano strategico nazionale come richiesta. Ovviamente queste riduzioni possono essere compensate dalle nuove forme di pagamento che abbiamo a disposizione, cioè il pagamento redistributivo, i pagamenti degli ecoschemi, i nuovi pagamenti ambientali e i pagamenti accoppiati. Faccio un brevissimo screening su questi 3 nuovi pagamenti, che appunto saranno accessibili però solo con determinati criteri. Ora dobbiamo verificare e vedere se sono effettivamente interessanti, e ciascuno di voi quindi a questo punto si potrà fare un quadro di come potrebbe evolvere in un'azienda, nella propria azienda magari, il flusso di pagamenti diretti a cui si ha diritto. Allora, la prima assoluta novità per noi è il pagamento ridistributivo, che viene istituito in Italia per la prima volta. Non è una novità nel resto d'Europa, era presente già nella precedente PAC. Come ha deciso di attuare l'Italia il pagamento ridistributivo? Sono state fatte diverse ipotesi, ma alla fine è stato deciso di destinare il 10% del plafond, quindi circa 350 milioni di euro, a tutte le aziende comprese tra 0,5 e 50 ettari, quindi sono escluse le aziende da 50,0001 ettari in su, sono completamente, non beneficiano di questo premio, premiando i primi 14 ettari, scusate, di tutte le aziende beneficiarie. Quindi su ognuno dei primi 14 ettari delle aziende comprese tra 0,5 e 50 ettari si potrà erogare un premio che, distribuendo 350 milioni di euro per gli ettari stimati, dà luogo a un pagamento aggiuntivo ridistributivo a ettaro di circa 82 euro per ettaro, 81,7 per la precisione. Quindi un'azienda che ha 20 ettari, ad esempio, sui primi 14 ettari percepirà 82 per 14 ettari circa, ed è il livello massimo a cui può arrivare un pagamento ridistributivo, 1140 euro l'anno. Un'azienda superiore a 50 ettari non ha diritto a nulla. Qui in un primo momento, anche su richiesta di Confagricoltura, il Ministero aveva ammesso anche le aziende fino a 75 ettari. Nella versione finale invece del piano strategico nazionale sono state ammesse solo le aziende fino a 50 ettari, però comunque sono premiati solo i primi 14 ettari, che sono poi praticamente gli ettari fino alla concorrenza della media dell'estensione delle aziende che hanno un fascicolo di produttori. Quindi tutti gli ettari sotto la media vengono integrati da questo pagamento ridistributivo aggiuntivo di poco più di 80 euro. Avremo poi anche questi ecoschemi, avremo la condizionalità rafforzata, cioè l'ho detto già prima, le norme di condizionalità vengono arricchite dalle norme di greening, quindi diversificazione delle colture, divieto di conversione di prati e prati pascoli e destinazione del 5% che diventa il 4% dei seminativi al focus ecologico. Queste misure restano obbligatorie, anzi c'è una novità importante che purtroppo complicherà probabilmente molto la vita alle imprese e anche a chi controlla. L'obbligo di diversificazione delle colture potrebbe diventare un obbligo di rotazione delle colture per singole parcelle che dovranno cambiare durante l'anno almeno una volta. È una norma complessa che dovremmo verificare bene come verrà attuata. E poi si applicherà la cosiddetta condizionalità sociale, cioè avremo la verifica anche sulle norme del lavoro e della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Ma soprattutto avremo delle nuove misure ambientali, oltre quelle dello sviluppo rurale che rimangono confermate, avremo nell'ambito dei pagamenti diretti un plafond di quasi 1 miliardo di euro che verrà destinato ad altre misure agroambientali. E ora vi riassumerò, ecco l'ho fatto in questa scheda,
le 5 misure di ecoschema, le 5 misure ambientali che l'Italia ha scelto di attuare, destinando, come vedete su in alto nella parte gialla, quasi 900 milioni di euro l'anno a questi obiettivi di ambientale e di benessere degli animali. Sinteticamente, appunto, gli ecoschemi sono 5, in realtà sono 6, perché il primo ecoschema della zootecnia è ripartito in 2. Ve li illustro brevemente. Il 40% delle misure di ecoschemi è destinato, è destinato alla zootecnia, per gli allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini e suini, che si impegneranno a rispettare alcune soglie di utilizzo di antibiotici, di prodotti antimicrobici. Ci sarà un sistema automatizzato di verifica e controllo delle quantità di antibiotici assunti dai capi, e in caso di rispetto di determinate soglie calcolate a livello regionale, ogni capo avrà diritto a un premio che vedete io qui ho indicato, è indicato nel piano in termini a livello indicativo, appunto per i bovini oscilla tra 54, bovini da carne a duplice attitudine 66 euro, bovini da latte che rispettano queste soglie massime di antibiotici, anche i bufali sono a 60, come i bovini da latte a 66 euro, gli ovicaprini anche sono ammessi a questo regime e hanno un premio di 60 euro per uva, e poi i suini anche hanno un premio di 24 euro come i vitelli a carne bianca per uva sempre. Il secondo ecoschema, la seconda misura per la zootecnia è destinata invece a finanziare gli allevamenti esclusivamente di bovini da latte e da carne a duplice attitudine e gli allevamenti suinicoli che applicano tecniche di pascolo e di allevamento semibrado, con un premio che oscilla tra i 240 e i 300 euro per uva, 240 per i bovini e 300 euro per i suini allevati in allevamento semibrado. Ci sono poi 4 ecoschemi che sono indirizzati invece a delle coltivazioni vegetali pluriennali e non. Il primo ecoschema è un ecoschema che finanzia praticamente l'inerbimento nell'interfilare o comunque nello spazio oltre la chioma delle colture pluriennali, con un premio che oscilla tra, che è un premio stimabile. Quindi c'è un impegno a inerbire permanentemente queste superfici, il premio è di 120 euro per ettaro di coltura pluriennale all'interno della quale nell'interfilare si procede all'inerbimento anche ai bordi, e si sta pensando che sono circa 1,3 milioni di ettari quelli che potrebbero essere premiati con questo premio specifico. L'olivicoltura avrà poi un suo ecoschema specifico che è stato pensato per compensare gli olivicoltori dal brusco calo dei pagamenti disaccoppiati che subiranno, accompagnato anche dal calo, che vedremo dopo, del pagamento accoppiato che sarà applicato agli oliveti. A compensazione è stato ipotizzato di istituire un ecoschema che andrà a premiare gli oliveti di notevole rilevanza paesaggistica che hanno una densità massima di 300 piante, per i quali si rispetta. Io sto sintetizzando molto gli impegni di ecoschema, ognuno di loro ha qualche pagina di impegno e dettaglio tecnico-applicativo, però gli oliveti di particolare interesse paesaggistico definiti dalle regioni, gestiti in un certo modo in termini di residui di potatura, eccetera, avranno diritto a un premio di ecoschema di 220 euro per ettaro. Infine ci sono 2 ecoschemi, uno finalizzato alla, molto interessante, e speriamo che sia ampliato ad includere la coltura del mais in particolare, è un ecoschema, l'ecoschema 4, che premia gli avvicendamenti con colture foraggere anche da rinnovo, quindi leguminose da granella, da foraggio, erba medica, erbai, soia avvicendate, però
coltivate senza l'utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, e in questo caso l'introduzione di questo avvicendamento dà diritto a un premio di 110 euro per ettaro. Su questo ecoschema, lo dico subito, Confagricoltura si è fortemente impegnato per modificarlo in 2 direzioni. Abbiamo già un qualche affidamento, devo dire, che avremmo voluto già vedere nell'edizione del piano strategico nazionale presentato a Bruxelles, ma che ancora non è presente completamente. Cioè, Confagricoltura ha chiesto l'estensione dell'ecoschema 4 anche al mais, e poi la gestione di queste superfici in avvicendamento non col divieto di fitofarmaci diserbanti come attualmente previsto, ma con una graduale limitazione nell'utilizzo di questi presidi, che sono invece importanti per la gestione di queste coltivazioni. Infine, c'è un ecoschema che si chiama ecoschema 5, destinato proprio in particolare agli impollinatori. Sono premiati con addirittura 500 euro per i seminativi e 250 euro per ettaro per le colture permanenti gli agricoltori che destinano i seminativi o le colture permanenti alla semina di colture a perdere di interesse, non dico apistico, ma in generale né pollinifero né mellifero, ma di quelle specie vegetali che sono interessanti per le api, ma per tutti gli impollinatori. Ovviamente si tratta di una sorta di set aside a perdere improduttivo, che ha solo la finalità di premiare la biodiversità e la gestione degli impollinatori. Si stima infatti neanche poco più di 100.000 ettari complessivi premiati. Questo è il quadro degli ecoschemi, che si affianca a tutte le misure agroambientali che invece vengono previste nello sviluppo rurale. Infine, e poi direi non vi tedio più perché l'ho fatta veramente lunga, oltre il pagamento redistributivo e gli ecoschemi avremo anche la possibilità di percepire i pagamenti accoppiati, che sono sostanzialmente, lo vedete in basso, qui in giallo, sono sostanzialmente i pagamenti accoppiati che già oggi l'Italia ha in vigore, con una certa redistribuzione delle risorse. Vengono ridotte un po' le risorse destinate alla zootecnia, aumentate quelle per le coltivazioni, con l'introduzione importante del premio accoppiato per gli agrumi, che prima non esisteva, e invece la forte riduzione, lo accennavo prima, da 60 a 12 milioni circa l'anno del premio accoppiato per l'olio DOP e GP. Gli altri importi invece, i premi accoppiati per le vacche da latte, le vacche da latte in zone montane, per i vitelli di 1 o 2 anni allevati per 6 mesi, oppure allevati per 12 mesi, oppure allevati per 6 mesi e poi certificati o IGP con sistemi di etichettatura, cioè rimangono grosso modo tutti premi confermati, ripeto solo con un ritocco negativo per la parte zootecnica. Questo per tener conto evidentemente del fatto che invece gran parte degli ecoschemi sono stati indirizzati proprio ai bovini. Vai. Qui accanto avete l'importo anche indicativo, solo indicativo, che si ha del premio per ettaro per capo dei vari accoppiati. Tra tutti io segnalo il grosso aumento del premio che si è registrato per la soia. Lo vedete la penultima riga, del 15% del massimale che viene destinato al pagamento accoppiato, il 2%, quindi circa 70 milioni di euro l'anno, viene destinato alla soia e alle leguminose, alle cosiddette piante proteiche vegetali. L'Italia ha accettato, anche questo è un input, devo dire, che Confagricoltura ha molto sostenuto, ha accettato di destinare l'intero 2% alle colture proteiche, e quindi finanzierà con circa 31 milioni di euro l'accoppiato alla soia, che arriverà a un premio accoppiato di 140 euro per ettaro circa. Qui ho messo un asterisco perché, per curiosità, proprio il piano strategico nazionale sulla soia ha completamente in bianco la parte, è una semplice dimenticanza. Per un errore di redazione non è stato incluso, però sono cifre abbastanza affidabili, anche se stimate.
E per la soia, tra l'altro, c'è un'importante novità, che il premio accoppiato che già si concede oggi è limitato in termini di numero di ettari, invece in futuro non avremo più la limitazione del numero di ettari, quindi saranno tanti in più gli ettari che potranno avere il premio accoppiato della soia e anche avranno un importo maggiore. Quindi questa è una novità significativa. C'è un discreto aumento anche della dotazione, quindi del premio accoppiato per il riso. In Veneto abbiamo la zona del Veronese, non del Trevigiano. Però grosso modo i pagamenti accoppiati sono nello scheletro confermati, salvo queste grosse modifiche che vi ho accennato. Qui poi io avevo fatto un quadro anche di tutti gli importi che sono destinati alle varie OCM di settore, su cui sostanzialmente non sussistono grandi novità. Anche per il vino ci sono le risorse da articolare nel piano nazionale di sostegno articolati tra operazioni di riconversione, ristrutturazione dei vigneti, investimenti, vendemmia verde, distillazione e promozione. Come vedete, ogni anno avremo notevoli risorse, soprattutto incentrate su ristrutturazione e riconversione, e poi investimenti e promozione. Avremo anche 5 milioni l'anno, una somma notevole per l'apicoltura, anche per la gestione in un certo momento. No, e poi volevo solo farvi vedere il quadro della ripartizione degli interventi del nuovo sviluppo rurale. Ripeto, qui forse probabilmente si concentrerà maggiormente di me. Io ho fatto solo una raccolta, diciamo, di tutti gli interventi, sono tra i 70 e gli 80 gli interventi di sviluppo rurale che l'Italia ha inserito nel piano strategico nazionale che ha presentato a Bruxelles. Ci sono tipo 25 azioni climatico-ambientali, misure agroambientali, ci sono diverse misure di investimento. Ho riassunto diverse misure di insediamento giovani agricoltori e di creazione di nuove imprese. C'è il grosso capitolo della gestione del rischio, vedete in basso, che occupano dei soli 410 milioni, e poi appunto le azioni climatico-ambientali che comprendono anche il biologico, che avete visto prima, che ha un trasferimento al primo pilastro di 90 milioni di euro l'anno e assomma un plafond di circa 300 e oltre milioni di euro l'anno di spesa pubblica. Qui avete riassunto i 2 miliardi circa che ogni anno dal 2023 al 2029 l'Italia destinerà allo sviluppo rurale. Non è una cifra indifferente, soprattutto se considerate che se parametrassimo questi stanziamenti a 5 anni, quindi dal 2023 al 2027, non dal 2023 al 2029, saremo intorno a 2,8 miliardi. Quindi vedete che la somma dello sviluppo rurale è ormai ampiamente superiore ai pagamenti diretti disaccoppiati di cui potranno godere gli agricoltori italiani, che sono intorno agli 1,7 miliardi di euro l'anno. E quindi è una somma molto importante che dovrà essere utilizzata, speriamo, con raziocinio. Qui c'è una ventilazione, vedete, tra vari interventi. Gli investimenti assieme alle azioni climatiche ambientali sono i 2 capitoli maggiori, e poi c'è la strumentazione di gestione del rischio, quindi le assicurazioni agevolate, i fondi di mutualizzazione. Se vedete, circa 1,5 miliardi viene concentrato in questi 3 grossi capitoli. La parte ambientale, gli interventi per gli investimenti, quindi l'ammodernamento strutturale e la gestione del rischio, le calamità naturali, eccetera. C'è un'articolazione molto, molto complessa. Qui, se vi volete divertire, io ho fatto le tabelle di tutti i tipi di investimento, le azioni di cooperazione che vanno dai gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione al LEADER, eccetera, gli incentivi per l'insediamento dei giovani, eccetera. Le aree svantaggiate, quindi le indennità compensative per le aree svantaggiate, Natura 2000, eccetera. E c'è tutta la specifica, diciamo, del tipo di iniziative, la consulenza, per esempio, no? Che è molto importante, l'assistenza tecnica e la formazione anche.
saranno finanziati tutti con questo nuovo sviluppo rurale. Ed ecco, poi ci sono 26 misure agroclimatiche ambientali e poi Direttore, forestali. fermati perché sennò perdiamo, Sì, cioè, infatti, hai davvero fatto... basta. Cioè, Non posso sintetizzare di meno. no, 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 no. Dimmi. Scusatemi, ci sarebbero poi anche altri aspetti, ma magari poi facciamo un intervento, direi, successivo, e poi ovviamente io sono a disposizione per tutti i quesiti, le richieste, gli approfondimenti che inevitabilmente non possono mancare. Allora, buonasera a tutti e grazie del cortesissimo invito a presenziare al vostro incontro, in cui intervengo con molto piacere, e spero di poter fornire, come ha fatto il carissimo Vincenzo Renucci, che saluto cordialmente, spero di poter fornire anch'io informazioni che in qualche modo vi possano risultare utili a prospettare, diciamo così, l'immediato futuro. Ok? Io procedo con una mia presentazione, Presidente, e riservo la parte finale poi a uno spazio di dibattito, di osservazioni e domande, scusandomi già per la sintesi, come ha fatto appunto Vincenzo, che magari porta a non evidenziare, diciamo così, dei particolari su cui comunque invito chi fosse interessato poi e non avesse visto soddisfatta la propria curiosità a pormi questioni. Quindi procedo. Ho pensato di articolare secondo questo titolo, che è un po' diverso da quello che mi avevate affidato, cioè uno sguardo 21-22 e uno sguardo 23-27 per quanto sta alla PAC in senso lato, ma soprattutto a quello che conosciamo essere lo strumento di sostegno allo sviluppo rurale nella nostra regione. E questa articolazione su due finestre fruisce comunque delle risorse 21-27, che, come si accennava prima, è opportuno sapere che a livello di stanziamento del quadro finanziario pluriennale comunque hanno visto una battuta d'arresto per quanto riguarda la politica agricola, nel senso che abbiamo grosso modo un 10% in meno di risorse in base ai regolamenti approvati a fine 2020 che hanno approvato da un lato il bilancio e dall'altra parte lo strumento straordinario di recovery a seguito appunto del Covid. Qui vedete rappresentate, cerchiate in rosso, le risorse, non mi soffermo oltre. Come presentava Vincenzo, ecco poi che con i regolamenti pubblicati pochi giorni fa, i primi di dicembre, è stata declinata anche l'articolazione di queste risorse con dettaglio annuale nel primo e nel secondo pilastro, ma anche su questo vado velocissimo. Poi la novità di questa programmazione è questa partenza in due step, no? Nel senso che noi siamo pienamente, per quanto riguarda le risorse, dentro il periodo di programmazione 21-27, in questo momento l'abbiamo iniziato, però per questi 2 anni, l'anno scorso e quest'anno, fruiremo delle regole 14-20 prorogate, e le regole, i nuovi strumenti 23-27 inizieranno solo a partire dal 1° gennaio 2023 a causa di questa lunga gestazione delle norme, peraltro gestazione che ha partorito i primi gemelli, i 3 gemelli, i regolamenti di base, li chiamo così, il 2115, il 2116, il 2117, ma purtroppo attendiamo altri gemellini che sono gli atti delegati, sono in un novero abbastanza corposo che ancora mancano. Ecco qui una rappresentazione, neanche a farlo apposta, pur avendo lavorato separatamente a distanza tra me e Vincenzo, anch'io avevo concettualmente pensato a uno schema analogo a quello che ha presentato lui poc'anzi, cioè vedete, avremo questa partenza con parziale sovrapposizione degli strumenti vigenti, in particolare per lo sviluppo rurale. Attenzione, lo sviluppo rurale noi stiamo operando in questi 2 anni, opereremo fino al 31 dicembre 2022, ma in realtà, come sapete, vale la regola dell'N+3, quindi in realtà noi potremo avere ancora di fronte a noi bandi per l'uso completo delle risorse residue della programmazione, in realtà potenzialmente fino al 31 dicembre 2025, salvo che essere in grado di chiudere la contabilità del programma al 31/12/2025. Quindi ci trascineremo avanti e in parallelo, potenzialmente teoricamente dal 1° gennaio 2023, potrebbero partire anche gli strumenti del nuovo sviluppo rurale targati PSN PAC 23-27, che si proietteranno questi sino
non solo al 2027, ma per quanto riguarda lo sviluppo rurale prevede la regola N+2, quindi fino al 31 dicembre 2029. Ho omesso il fatto che il primo pilastro della PAC, così come lo conosciamo, 2014, si trascina sino al 31 dicembre 2022, ma in realtà anche questo ha una proiezione che sfora sino al 15 ottobre 2023 per le regole contabili, e quindi si sovrappone alla partenza proprio degli interventi del primo pilastro del 1 gennaio 2023. Vediamo allora lo spaccato di questi primi 2 anni, se permettete, giusto per cogliere l'occasione per lanciare alcune informazioni che reputo interessanti. La faccio breve. Della prima tranche 21-22 di pagamenti dello sviluppo rurale, circa 7 miliardi, poco meno, per l'Italia, al Veneto sono stati assegnati con delibera del Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2021 392 milioni, poco più, eccoli qua, li vedete cerchiati in basso a destra. Abbiamo effettuato una modifica del PSR approvata dal Consiglio regionale con l'articolazione, lo vedete nelle righe, nelle varie misure e nelle varie focus area, obiettivi specifici che vedete in colonna, di questo coacervo di risorse, destinandole secondo i criteri imposti dal regolamento e in base a una serie di scelte concertate insieme al tavolo verde, e stanno seguendo i lavori Francesco Meneghetti, collega e direi come dire amico di tante avventure o disavventure quando si parla appunto di questa materia, perché sapete è rappresentante delle associazioni agricole in seno al comitato di sorveglianza, oltre che appunto rappresentante tecnico al tavolo verde. Subito dopo l'approvazione della modifica abbiamo aggiornato il calendario dell'apertura dei bandi, questo strumento che ci trasciniamo dal 2016, molto utile perché prospetta per tempo in modo tale che i potenziali richiedenti interessati possano predisporre i propri progetti, le proprie documentazioni, e vedete in questo momento siamo già in piena attuazione di quel calendario con la batteria di bandi per oltre poco più di 150 milioni di euro aperta, pubblicata sul BUR proprio il 10 dicembre scorso, e siamo in piena presentazione delle istanze sulle varie misure, le vedete riportate qui, dalla promozione dei prodotti di qualità al pacchetto giovani, gli investimenti delle aziende agricole, la diversificazione e quant'altro, gli investimenti delle imprese agroindustriali. Sempre prospettiva 2022. Fra qualche giorno apriremo i bandi per le domande di conferma agroclimatico-ambientale. Perché lo sottolineo? Perché qui abbiamo compiuto una scelta importante. La Giunta regionale ha ritenuto di consentire il sesto, il settimo fino all'8° anno, il massimo consentito dal regolamento 2220 del 2020, scusate il gioco di numeri, e quindi apriremo domande di conferma su quegli impegni che risalgono alla primavera del 2015, primo anno di programmazione 14-20. E a queste domande di conferma la novità è che grazie a questa iniezione di risorse avvenuta l'anno scorso, apriremo di nuovo qualche nuovo impegno. Mi riferisco specificatamente ai titoli di intervento che vedete riportati, evidenziati in azzurrino al centro della diapositiva. 10.1.2 è un premi per tecniche di coltivazione a ridotti input idrici, irrigui e anche di fertilizzanti. 10.1.6 gestione diciamo così con modalità più rispettose e riguardanti ad esempio le cover crops o colture a perdere, e 11.1 conversione all'agricoltura biologica, al metodo di agricoltura biologica. Sono bandi significativi, abbastanza significativi. Sulla 10.1.2 e sull'11.1 siamo attorno a 15 milioni di euro per ciascun bando, per la somma dei 3 anni di impegno. Ecco, la novità è che non abbiamo 5 anni di impegno, ma solo 3.
limitati a 3, come prevede questo regolamento, e quindi parliamo di un coacervo di risorse abbastanza significativo se guardiamo alla media dei bandi che abbiamo fatto in questi pochi bandi agroambientali che siamo riusciti a fare in questa programmazione, a parte il primo. E poi arriveranno le domande di aiuto in contemporanea, le domande di aiuto sulla 13.1, indennità compensativa della zona montana, e questo piccolo intervento 443 sempre per sostenere diciamo così, quelle misure di cautela, di convivenza degli allevamenti, dei pascoli con la fauna selvatica protetta, lupi e quant'altro. Poi per l'estate apriremo gli ultimi 2 bandi degli investimenti forestali, in particolare la 851, interventi per il miglioramento della situazione dei boschi, e 861, investimenti, dotazioni in attrezzature forestali finalizzate però alla biomassa, all'utilizzo della biomassa. Poi, ultima batteria di bandi l'avremo a grosso modo fra un anno, un po' meno, dicembre del 2022, l'ultimo pacchetto giovani di questa programmazione, in teoria, e l'ultimo bando per gli investimenti generalisti, diciamo così, nelle aziende agricole. Questa è la prospettiva con cui, salvo eventuali accertamenti di economie, utilizzo fino all'ultimo euro di ciò che dovesse essere ancora disponibile nella spesa programmata, con cui noi andremo a chiudere questa programmazione e poi riservare i residui 3 anni alle attività di realizzazione, rendicontazione e contabilità interna tra l'organismo pagatore e noi. Vediamo ora la finestra 2023-2027. Come diceva Lenucci, è un quadro completamente diverso. È un quadro diverso nel senso che l'elemento fondamentale di novità è questa visione strategica, auspicata visione strategica, a cui questo piano strategico nazionale impone. Se da un lato questo è un elemento di grande opportunità, ok, diciamola chiaramente, soprattutto per rendere più efficace e razionalizzare l'uso di risorse che altrimenti effettivamente, permettetemi di dirlo, scontava, diciamo così, qualche sovrapposizione, qualche diseconomia, se pensate, tra certi aspetti del greening e lo sviluppo rurale, certi interventi delle strategie dell'OCM, ortofrutta anziché vitivinicolo, e taluni interventi dello sviluppo rurale, ok? La dico così. È vero però che pone altre questioni, diciamo così, molto, molto più critiche. E ovviamente quali sono? Da quelle più, diciamo così, mi permetto di dire, nobili, e cioè la necessità quindi di una convergenza di visione tra i soggetti che governano la politica agricola italiana, e sono 21 amministrazioni regionali e provinciali e un ministero che ha un ruolo di coordinamento, e già questo, come dire, pone delle difficoltà, andando poi su qualcosa che è meno nobile, ma diciamo così, è molto altrettanto importante perché è molto ruvido rispetto agli oneri scaricati sul cittadino, e in questo caso sul cittadino imprenditore agricolo. È un rischio di complicanza in questo cambiamento tumultuoso e completo di regole, il rischio della complicanza, diciamo così, che vede un ossimoro, cioè una invocatissima a tutti i livelli, a partire appunto dalle assisi europee, semplificazione, tutti ne parlano, e il risultato che ci troviamo, che emergeva chiaramente nella presentazione di prima, ma emergerà anche in questa, di un serio disorientamento, ok? E che è l'anticamera, diciamo così, di una complessità e di una difficoltà a gestire la complessità anche del profilo prima strategico e poi immediatamente burocratico, non di poco conto. Veniamo al merito. Per quanto riguarda le cifre, le ha ben illustrate Vincenzo, qui altre tabelle, ma sempre quelle sono, vedete, siamo sempre poco sopra i 35 miliardi di euro per questo periodo di programmazione fruibili dall'agricoltura italiana, dei quali 17,5 circa pagamenti diretti, 3 e poco più, 3,2 di interventi settoriali, l'evoluzione dell'OCM unica, e eccoli qua,
quasi 15, 14,7 per lo sviluppo rurale. 14,7, come veniva ricordato, frutto anche di un trasferimento di circa 600 milioni di euro dal primo pilastro, dal FEAGA, al secondo pilastro FEASR, che ha messo in moto anche la quota di cofinanziamento, quindi quei 600 milioni diventano quasi 1 miliardo e 3, 1 miliardo e 500 milioni di euro. Diciamo così che si fa fatica a leggerlo, ma le 1512 pagine dovrebbero contenere un'architettura di questo tipo, e cioè una gestione nazionale in capo al MIPAF e a AGEA e quant'altro, la filiera degli organismi pagatori per i pagamenti diretti, ok? In cui però la decisione va assunta d'intesa con le regioni, modello già noto. Per gli interventi settoriali, un MIPAF che è responsabile della strategia nazionale e vede poi la gestione in capo alle regioni. Anche qui nessuna novità. Gli interventi di sviluppo rurale ribadisce lo schema attuale con qualche difficoltà, perché mentre finora l'interlocuzione era diretta tra regioni e Commissione europea, ora c'è questo snodo dell'autorità responsabile del piano nazionale. Ma anche qui l'architettura vuole, ed è scritta così dentro, pur la difficoltà di leggere un documento molto articolato, un po' farraginoso in certi passaggi, però vuole che siano le regioni a programmare e gestire lo sviluppo rurale, ad eccezione degli interventi di gestione del rischio che sono consegnati, come in questa programmazione, a un'autorità unica nazionale. Ci sono delle scelte, ok? E non le trovate scritte nel piano strategico. Io qui l'ho siglato, l'ho sintetizzato come PSP, per non dire ogni volta piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 per l'Italia, ok? PSP, e così ci capiamo. Qual è la governance? Allora, vanno formalizzate le autorità di gestione regionali, va scritto nero su bianco, va disciplinato il ruolo dei comitati di monitoraggio regionali, vanno definiti gli strumenti di coordinamento con cui queste autorità poi si relazionano con il MIPAF, vanno definiti e esplicitati i meccanismi di interlocuzione con la CEE. Faccio un esempio. Mettiamo che a seguito del dibattito territoriale in Veneto ci sia la necessità di meglio tarare un principio di selezione o un criterio di ammissibilità presente in una scheda del PSN e di farlo solo per il Veneto. Come funziona questo processo? Come si fa? Oggi lo conosciamo. L'autorità di gestione fa una proposta, la sottopone al comitato di sorveglianza del PSR regionale, la Commissione europea presente nel comitato esprime i suoi pareri, la proposta viene poi formalizzata in DG Agri sottopone alla Commissione europea una proposta di decisione di bocciatura o approvazione. Funziona così, ok? Nel comitato di sorveglianza siede il MIPAF, siede il Ministero dell'Economia e appunto la Commissione, oltre che i rappresentanti regionali. Come succederà domani? Sarà un comitato nazionale, sarà l'autorità nazionale che decide se è ammissibile la proposta, la richiesta necessaria al Veneto per meglio tarare il secondo bando alla prova di un primo che ha richiesto, evidenziato dei limiti, richiede un intervento perché ha evidenziato dei limiti in un certo criterio di ammissibilità o di selezione? Oggi non lo sappiamo e fa parte di quel lavorio che, a prescindere dal fatto che mi auguro che la stessa Commissione europea voglia richiedere espressamente di formalizzare questo punto non presente in questo momento nel PSP, mi auguro che a prescindere da questa richiesta venga accolto l'urlo e la proposta già formulata il 1° dicembre dalle regioni, dalla conferenza delle regioni, di cui sapete l'assessore Caner è coordinatore, è soggetto, diciamo così, presidente e servente soprattutto, e noi abbiamo fatto una proposta al Ministero per scrivere nero su bianco in un decreto del Ministero, in un decreto del Presidente Draghi, dove meglio vogliono, scrivere nero su bianco il chi fa cosa per gestire situazioni di questo tipo. Se passiamo a un secondo piano critico, sapete che è bello sapere che abbiamo 14 miliardi da spendere per lo sviluppo rurale, risorse importanti, di più, di meno, dopo lo vedremo, ma vanno ripartiti. Vanno ripartiti tra regioni. Sapete che abbiamo avuto un impasse di 7 mesi per il riparto 21-22, la presa di posizione delle 5 regioni del sud, che dal 2000 in qua ricevono il 54
55% delle risorse dello sviluppo rurale perché lo vogliono mantenere. Sapete la posizione soprattutto delle regioni più piccole, non certo del Veneto, anche se abbiamo convenuto con loro, delle regioni più piccole del centro Italia, tra cui Sardegna e Lazio, che proprio piccole non sono, per avere riconoscimento di maggiori risorse. Sapete della fronda che si è creata e sapete della bagarre, soprattutto capitanata da Campania, Umbria, ecco, unica eccezione che riceve grandi cifre finora. Sapete che l'Umbria, ad esempio, ha un PSR vigente di 1 miliardo di euro rispetto al Veneto, che ha 1 miliardo e 169 milioni di euro a risorse invariate 14-20 originarie. Quindi ci sono tutte queste situazioni che bisogna ricomporre in una proposta di riallocazione delle risorse, che è alla base peraltro di alcune scelte che dovremo fare come regioni in tempi celeri, proprio per far sì di correggere quegli importi buttati a caso sugli interventi di sviluppo rurale. E mi dispiace che il sottoscritto, oltre che Vincenzo, ci siamo presi la briga di controllare i numeri, ma è un esercizio che non ha senso in questo momento per la parte sviluppo rurale, se non per il totalone dei 14 miliardi e fischia. Perché? Perché l'attribuzione agli investimenti anziché agli interventi agroclimatico-ambientali è del tutto casuale e non risponde a un esercizio di programmazione che devono ancora fare le regioni e che le regioni non possono fare perché non hanno ancora la ripartizione di questi 14 miliardi e mezzo tra di loro. Ma oltre che questa ripartizione servono le regole di ingaggio della parte finanziaria. Perché? Perché una volta che arriveremo al 31 dicembre 2027, buon senso vorrebbe che quelle regioni che avessero dimostrato di essere in difficoltà per la spesa delle risorse, e sapete che anche in questa programmazione abbiamo qualche caso in giro per l'Italia, per fortuna pochi, logica buona vorrebbe che per non perderle al 2029 venisse fatto un check in quel momento e stabilito già ora il meccanismo per cui un'autorità, il Ministero, prende quelle risorse non spese dalla regione incriminata e le trasferisce con un qualche criterio di premialità o di efficienza della spesa a regioni che hanno dimostrato di essere in grado di investire quelle risorse. Questo è opportuno che venga definito ora, in questa fase, e venga sottoposto al giudizio anche della Commissione europea, ma per evidenti ragioni, perché se questa operazione invece si ritarderà a farla, come già hanno messo le mani avanti da taluni assessori di talune regioni, non faccio i nomi, ma la Puglia e la Campania, la Calabria e anziché la Sicilia, ok, per capirsi, e capite che ci troveremo nella grande probabilità allora sì di perdere risorse, perché non varrà più quello che vale in questa programmazione. In questa programmazione la Puglia si è salvata perché? Perché è riuscita a dimostrare prima un contenzioso in cui è impantanata, come sapete, da ormai numerosi anni, e secondo è riuscita a far valere già in tempi non sospetti il problema del Covid, che ha giustificato il fatto che non ha avuto il problema appunto di non superare la verifica di performance che, ricordo a tutti, faceva data 31 dicembre 2018. Detto questo, eccolo, lo snodo poi cruciale è decidere quali saranno i contenuti dei programmi regionali di sviluppo rurale. Come regioni noi riteniamo che il PSP per la parte sviluppo rurale vada declinato in un programma, in un documento a respiro regionale in cui vengono elencati gli interventi che la regione, in base alla consultazione dei propri fabbisogni e del proprio partenariato, ritiene più opportuni da applicare sul suo territorio, con tutti i dettagli adeguati, che sono a un livello più analitico di quello che troviamo scritto. Se qualcuno di voi vuole dedicare qualche giornata lo può ben fare e mi potrà poi confermare di quello che trovate scritto nel PSP, dove abbiamo delle descrizioni direi abbastanza ampie e sommarie dell'intervento, che non consentono di capire cosa ci può stare di un progetto aziendale dentro all'intervento di cui si sta parlando. Vi parlavo delle risorse, ecco qui altri esercizi, ma lascio alla vostra consultazione con calma se è materiale che il Presidente riterrà utile, e riguarda solo lo sviluppo rurale. Evidenzio qui che c'è questo innesto di circa 600 milioni che vengono dal FEAGA verso il FEASR. È provvidenziale perché io ho aggiunto questa postilla relativa a questa news su una tabella che avevo fatto tempo fa e che avevo sottoposto al tavolo di partenariato di un mese fa, poco più, i primi di dicembre, in cui io prospettavo una mia preoccupazione.
su ciò che poteva arrivare alle regioni, a tutte le regioni, rispetto a un tracollo che nel periodo 23-27 hanno le risorse per lo sviluppo rurale. Perché? Perché se avete notato, o se non l'avete notato ve lo faccio notare io, nell'articolazione dal 21 al 27 del bilancio annuale è stata prevista una pesante assegnazione di risorse, una più pesante assegnazione di risorse proprio nel 21-22, cioè dei circa mi pare fossero, vediamo così, mi pare fossero sui 10 miliardi, 11 miliardi, ben 3,5 subito in termini di FEASR, 3,5 nei primi 2 anni e i restanti 7 scarsetti nei restanti 5 anni. Capite che questo sbilancia e porta a un effetto che alcune regioni come la nostra potrebbero vedere un gradone a ribasso delle risorse mediamente disponibili nel quinquennio. Ma ripeto, è prematuro fasciarci la testa, io lo cito per cronaca, perché siamo in assenza del riparto. Il tema della governance. Cosa riguarda la governance? Non vorrei essere chiaro, la governance non riguarda solo lo sviluppo rurale, è un problema scatenato principalmente dallo sviluppo rurale, ma non è pensabile di gestire tutto il PSP utilizzando come strumento di rapporto tra ministero e regioni la conferenza Stato-Regioni, perché normalmente un provvedimento, una proposta elaborata pur d'intesa già tra MIPAF e regioni, che entra in conferenza Stato-Regioni, che prevede un'istruttoria da parte della Commissione Politiche Agricole successiva all'istruttoria tecnica, che prevede un passaggio in sede di conferenza dei presidenti e solo dopo questi passaggi l'intesa politica istituzionale in conferenza permanente Stato-Regioni o il parere obbligatorio porta via almeno, se va tutto bene, 3 mesi. Cioè se tutto fila liscio ed è una roba già concordata prima che vi entri, ci vogliono 3 mesi a formalizzarla. È evidente che non si può gestire un programma operativo di queste dimensioni e di questa pervasività e articolazione col fatto che per decidere una cosa ti servono 3 mesi. E poi questa cosa va in pasto all'autorità di gestione che la deve mettere in moto, attuare con tutti i crismi che vuole la Commissione europea. Quindi è necessario che anche per la parte primo pilastro, che per la prima volta viene sottoposta a delle verifiche di spesa di performance esattamente analoghe a quelle che siamo abituati a fare dal 2000 in qua per lo sviluppo rurale, e credetemi sarà una cosa un po' traumatica, traumatica nel senso che qui si tratta di avere definiti a priori dei target quantitativi, quindi numero di ettari, numero di soggetti, numero di progetti, ok? Individuare i cosiddetti unit amount, cioè i valori medi dell'aiuto che viene erogato tenendo conto anche dei sistemi di pagamento, quindi del fatto che ci siano o non ci siano anticipi, del fatto che sono consentiti stati di avanzamento e acconti oppure no, del fatto che si paghi il saldo entro determinati tempi. E questo, diciamo così, la previsione di questa articolazione fatta oggi verrà verificata annualmente con dei meccanismi, dei step obbligatori, con coinvolgimento degli organismi pagatori, e il fatto che ci si scosti di più o di meno da questa previsione fatta sulla sfera di cristallo potrà comportare delle conseguenze. Non si parla di rettifica finanziaria, ma si parla della necessità di mettere in atto dei piani di azione mirati a rientrare nella previsione. Voi capite già che razza di farraginosità questo mette in moto. Che rischio c'è veramente di imballare di carte la macchina che già di suo è imballata, ok? E questo varrà, mentre oggi valeva solo per lo sviluppo rurale, varrà per tutto il primo pilastro, pagamenti diretti nella loro varia articolazione, ecoschemi, base, redistributivo, giovani, accoppiato, eccetera, e varrà anche per l'OCM, ok? Quindi rendetevi conto di che razza di marchingegni si stanno pensando per star dietro a questa verifica di risultato e di performance di cui si stanno riempiendo la bocca a vari livelli istituzionali e accademici. Detto questo, cerco di andare veloce, come si diceva prima,
la stesura è avvenuta in modo a dir poco tumultuoso, cioè dopo più di un anno di silenzio radio, nonostante vari solleciti fatti dalle regioni, probabilmente causata dal Covid, per carità, però come sapete anche voi, chi di voi ha partecipato in Veneto, comunque abbiamo lavorato, abbiamo fatto una consultazione partenariale giusto un anno fa e abbiamo fatto incontri, riunioni, cioè, comunque fatto sta che la stesura operativa di fatto del PSP è partita a ottobre, ok? Quindi qui trovate un dato giusto per la cronaca, abbiamo partecipato da ottobre in qua a 92 riunioni, noi tecnici, io, i collaboratori, il dottor Comacchio, Zannol, tutta la squadra, tutti quanti. Come Veneto eravamo in 40 che lavoravano su sta roba per scrivere i vari interventi, per intervenire sui pagamenti diretti, ciascuno in base alle competenze assegnate alla propria struttura. Quindi voi capite che razza di, moltiplicatelo per 21 regioni o ministero, CREA, ISMEA, eccetera, vi lascio immaginare. Per cui da questo contesto nasce questo documento. Per questo dico attenzione, perché il documento è importante, ma purtroppo verrà ampiamente ristrutturato. Perché già nella stesura, nel tour de force che si è messo in moto, tante cose sono state scritte per essere scritte, non perché effettivamente siano così come si vedono. Certo, le scelte di fondo illustrate da Vincenzo, l'articolazione dei vari strumenti, quella è, salvo dei perfezionamenti puntuali ma sensibili nell'impatto, notevoli nell'impatto, come quelli che sono stati citati anche prima, ad esempio sul tema di certi ecoschemi, eccetera. Cosa abbiamo davanti in questi mesi? A partire da subito, noi ci stiamo già lavorando per prepararci come regione ed è questo. Uno, bisogna scrivere questi documenti regionali. Non sappiamo ancora come scriverli, nessuno ci ha dato l'indice, ce lo stiamo autodeterminando e su questo poi avremo anche perché vogliamo anche consultare il partenariato in tempo utile per capire se stiamo andando nel verso giusto o sbagliato. Ok? Dall'altra parte si dovrà appunto proseguire nelle attività necessarie per supportare la definizione del PSP, in parte guidate sicuramente dalle osservazioni della Commissione europea, in parte guidate dal fatto che si sa già dove il programma manca, come ad esempio il riparto delle risorse dello sviluppo rurale, l'assegnazione alle regioni e quindi l'articolazione finanziaria effettiva che le regioni decideranno di dare ciascuna sul proprio territorio per gli interventi che servono e quindi vedere riportato poi sul PSP la somma di questi esercizi regionalizzati purtroppo ciò non è stato fatto prima, deve essere fatto ora. Come Veneto ci stiamo muovendo in base a cosa? I posizionamenti espressi non sono stati solo un esercizio tecnico, ma risalgono al fatto che avevamo tentato di prepararci per tempo, cioè vista la bozza dei regolamenti, noi siamo partiti con la Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nel 2019, che ha fatto l'analisi del contesto regionale, ha individuato 32 fabbisogni, li ha prioritizzati e poi su quella base lì, circa un anno e qualche mese fa, abbiamo sottoposto al partenariato una proposta di quadro strategico, 70 interventi funzionali a quei fabbisogni, scritti in sintesi, su cui abbiamo raccolto una serie di indirizzi, di osservazioni e di pesature da parte del partenariato. Li abbiamo riversati in questa fase di stesura e quindi possiamo dire a ragion veduta che i 76 interventi di sviluppo rurale, sono 76 Vincenzo, che il PSP propone, accolgono anche i 49 interventi di sviluppo rurale che il Veneto aveva già prefigurato in tempi non sospetti, e cioè circa un anno fa. Qui li vedete raggruppati per gli 8 tipi di intervento che prevede il regolamento, che ha fatto questa grande semplificazione in termini di classificazione e che speriamo possa, questa sì, prefigurare un'effettiva semplificazione anche all'atto pratico della gestione di questi interventi, in primis a vantaggio degli agricoltori, ma poi, permettetelo, anche a vantaggio di noi tecnici, perché effettivamente certe volte quando ci vedete persi nelle nebbie è perché veramente questa ipertrofia, a me viene da dire, sono stato ripreso perché certe volte ho detto che siamo di fronte a una programmazione quinquennale di altra memoria, mi è stato detto no, è un'altra cosa, però ci costringono a pensare ora, a definire ora i dettagli rigidissimi di cose che potrebbero venire vanificati
non dico dal Covid che ormai c'è stato, ma da qualcos'altro nel giro di qualche anno, con la dinamicità dei mercati che ci sono, con i costi che stanno esplodendo, ma non importa, andiamo avanti. Vabbè, la scelta del PSP, scusate, io ho usato delle slide che avevo già preparato a suo tempo e le sto riproponendo per dirvi che questi interventi nazionali sono già stati scritti nella modalità di consentire poi l'attivazione, personalizzata a livello regionale, ok? Quindi in teoria non dovremmo, uso il condizionale, però non dovremmo sentirci frustrati da non poter fare delle cose perché la scheda di intervento del programma nazionale non lo consente. Non dovrebbe essere così, però lo vedremo, non è detto. Ecco qui i 4 interventi di sviluppo rurale che verranno gestiti a livello nazionale, e la grande novità è questo, auspicata novità, è questo fondo di mutualizzazione nazionale, alimentato in parte da questa trattenuta sul pagamento diretto del 3% a valere su ogni agricoltore, e dall'altra parte da un'iniezione di risorse abbastanza corpose, 350 milioni all'anno, che vengono dallo sviluppo rurale. Vado veloce, i 49 interventi, ve l'ho già detto, eccoli qua, niente rappresentati. I contenuti che daremo a questo documento regionale: si parte ovviamente dai fabbisogni, ma soprattutto il cuore saranno le schede con cui, prendendo la scheda del nazionale, del PSP, diremo: guarda, in Veneto attiviamo questi interventi, e non saranno tutti e 76. C'è già stato l'assalto alla diligenza già in questi giorni, riceviamo lettere, l'assessore riceve lettere delle varie rappresentanze, non è il vostro caso, mi permetto di dire, purtroppo, in senso buono lo dico, ma delle più improbabili rappresentanze, consentimelo Presidente, cioè io sto scoprendo delle sigle, ahimè, ignote, ma d'altronde sono un pivellino che si occupa di queste robe solo da una ventina d'anni, evidentemente, come dire, sono ancora un neofita, e che si improvvisano, come dire, no, rivendicatori, sindacalisti, a rivendicare l'impossibile per il dettaglio, altro che agricoltore professionale o hobbista, siamo oltre l'hobbismo ormai su certe cose, però e si sentono legittimati purtroppo da un PSP che contiene tanta roba, e contiene tanta roba perché deve far stare insieme regioni come la nostra, che hanno necessità di continuare ad accompagnare l'impresa professionale, con altre regioni dove evidentemente, per varie ragioni che non sta a me sindacare né assolutamente criticare, non mi permetterei mai, ma sono molto lontane da una logica di accompagnamento strategico verso il mercato. Rispondono è evidente, rispondono, poi se pensiamo al biologico è clamoroso, no? Se vediamo la differenza tra la nostra regione o la Lombardia, l'Emilia Romagna e altre regioni, per fare qualche nome, rispondono a logiche, diciamo così, di sostegno effettivo. Ecco, e mi fermo qua. Avremo dei vincoli per l'attribuzione delle tante o poche risorse che ci verranno assegnate. 35% deve andare all'ambiente, non è una novità, era il 30% in questo programma, è aumentato un pochino. Attenzione però, perché c'è un giochetto. L'articolo 93 precisa questo, lo vedete a sinistra. Gli impegni ambientali valgono il 100% per calcolare il 35% della spesa sviluppo rurale, ma le indennità zona montana, vale il 50%. Quindi quel 35% in termini attuali si avvicina a un 40%. Avremo ancora il 5% assegnato al leader, va bene, non c'è problema, lo gestiremo. Quindi questo restringe il campo della quota libera, non che questi interventi non siano significativi, anzi, però ovviamente questo limita certe operazioni se parliamo di ricambio generazionale e se parliamo soprattutto di sostegno all'innovazione, ma faremo, come dire, di necessità virtù e faremo il meglio possibile. Vado veramente a concludere perché io mi sto, come dire, sgolando qui in palazzo con i colleghi, su mandato ovviamente di Canere e di Comacchio, non mi permetterei mai di andare oltre, ma anche verso l'esterno, e ripeto, è cosa superflua nei vostri riguardi perché ci siamo già confrontati ampiamente, sia col Presidente e che con Francesco e tutta la struttura tecnica, con il direttore Silvia, direttore regionale, e cioè
Per l'efficacia di questo strumento che ci resta in mano, che è lo sviluppo rurale, e per me efficacia, ho già detto cosa intendo e mi pare che siamo abbastanza in linea, almeno con le associazioni significative, abbiamo anche la necessità quindi di razionalizzare un po' gli strumenti disponibili. Perché? Perché c'è un'ulteriore novità che non si vede il PSP nell'introduzione, cerca di dirlo, ma bisognerebbe forse enfatizzarlo ancora di più. Attenzione, perché in questa fase qui, in questa programmazione qui, dovrebbe andare sfruttata la felice, insomma, c'è una sciagura che ha determinato una convergenza di strumenti che prima non c'erano. Se abbiamo il programma regionale o il PSP della PAC nazionale che fa certe cose, attenzione, perché abbiamo un PNR che avete visto che contiene sì cose infrastrutturali, ma contiene anche interventi che vanno sulle imprese, che vanno sui soggetti prossimi alle imprese. Se pensiamo ad esempio ai consorzi di bonifica per gli interventi irrigui, e abbiamo poi anche degli strumenti ancora vigenti e probabilmente confermati anche per i prossimi anni a causa del tentativo di uscire da questa crisi, che sono previsti da legge di bilancio. In più sta partendo la programmazione del FESR, del Fondo Sociale Europeo, dei programmi di sviluppo e coesione, che veicolano risorse significative. La politica di coesione è aumentata del 25% rispetto a una PAC che è scesa del 10%. Tradotto in soldoni vuol dire che i programmi operativi regionali dei due fondi che ho citato, FESR e FSE, che per il 14-20 avevano 1,4 miliardi di dotazione, quindi erano paragonabili al solo nostro PSR, ok? Ecco, loro per il 21-27 sono passati a 2 miliardi e 60 milioni di euro di dotazione. Quindi è importante darci dei criteri di complementarietà con questi strumenti esterni. Complementarietà che deve privilegiare, secondo noi, e scusate se sembro, come dire, un po' evanescente, non vado nel merito del singolo intervento, dei dettagli, me lo chiederete voi se vi servono informazioni di questo tipo, ma credo sia importante ribadire un concetto, che questo strumento del PSP e in particolare della parte sviluppo rurale che avremo in Veneto, dovremo usarlo con una logica sussidiaria a questi strumenti. E questo comporterà di fare delle demarcazioni, delle scelte di ciò che non viene finanziato dal PR regionale, perché può trovare già risposta in altri strumenti, perché questo sarà l'unico modo per poter raggranellare una certa entità di risorse che ci consentirà di agire con massa critica significativa su quelle priorità che invece ci sono state consegnate e su cui ci confronteremo ancora. Un altro strumento che potremo usare, memori ad esempio delle tristi vicende dell'accumulabilità, no? Però dovremo ragionare anche sull'intensità di aiuto che stiamo utilizzando sui nostri interventi, sugli investimenti che stiamo sostenendo, perché forse è un po' da stolti non sfruttare queste, diciamo così, provvedimenti nazionali che ci sono finché ci sono e scaricare tutto su questo unico strumento. Le prossime attività, le ho già citate en passant, saranno mesi intensi, ma in realtà sarà un anno intenso. Noi non prevediamo l'approvazione di questi due strumenti, il PSP completo come dire, e ben revisionato e il programma regionale prima della fine del 2022. Ma sarà importante arrivare alla fine del 2022 con due documenti che non siano più buttati, passatemi il modo forse offensivo e forse ingeneroso anche chiuso, buttati là. Si tratta di ritornare punto per punto, soprattutto su certi punti, e sviluppare quell'esercizio che la ristrettezza dei tempi non ha consentito di fare. E ripeto, dobbiamo passare necessariamente per un riparto delle risorse a livello tra regioni, per capirci, e poi il calcolo dei target per l'attuazione del piano strategico nazionale, che non è un esercizio di poco conto. Lo sottolineo perché se lo faremo bene ci sarà anche è vero che è un'attività tutta interna che
gli agricoltori non vedono, ma non la vedono direttamente, ma la vedrebbero nel caso in cui si dovessero attivare dei famigerati piani d'azione correttivi, perché questo andrebbe sicuramente, è un'opinione personale, ma ve la do per certa, questo irrigidirebbe noi funzionari, noi tecnici, introdurrebbe ulteriori elementi di rigidità procedurale e di burocrazia. Ok? Detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione, spero di avervi consegnato delle informazioni utili. Mi scuso per la sintesi, che so, come dire, è nemica talvolta della comprensibilità delle cose che si dicono, e mi confermo a vostra disposizione per le domande che riterrete di pormi. Grazie e buon proseguimento. Grazie, dottor Contarini, grazie, ci ha fatto un disegno che è impegnativo, la mettiamo così. Se anche a livello nazionale c'è ancora molto lavoro da fare, vedo che a livello regionale non le mancherà occasione, cioè, un impegno personale molto, molto gravoso, e questo poi verrà fatto insieme alla nostra collaborazione a livello regionale, ovviamente, a tutto quello che sarà necessario. Però per noi aziende questo è, sì, è per cercare di comprendere ancora di più quali sono le difficoltà nell'elaborare piani così complessi e strutturati, che poi a cascata, insomma, quando vengono calati sul territorio diventano ancora più complicati, ancora più pieni di burocrazia, insomma, tutto un elemento di difficoltà. Bene, adesso abbiamo fatto un po' il quadro complessivo di tutto il sistema, per cui potremmo aprire a un breve dibattito se c'è qualche domanda da fare. Io anticipo già, ma ho visto che con il dottor Lenucci è già ben presente nel suo cuore l'elemento dei cereali, mais e grano tenero, sottolineo perché poi c'è qualcuno qui presente che è particolarmente attento al tema, ma vedo che Lenucci ce l'ha presente, per cui non insisto su questo argomento, ma è di particolare importanza. E adesso vorrei capire se da parte degli uditori, dei soci che quasi sono collegati, se qualche domanda da fare, se la vogliono fare sulla chat, che probabilmente ci potrebbe aiutare a fare una sintesi, e nel frattempo darei un attimo la parola a Fontanelli per esporre qualche domanda. Sì, buonasera. Chiedevo a Lenucci, intanto, visto che andiamo un po' per ordine, no? Prima aveva parlato di un limite di 300 euro, io ho sentito una volta 500, poi 300, è confermato 300 euro? Per il discorso dell'accesso ai contributi. Sì, è chiaro, volevo sapere se raccogliamo un po' di domande o facciamo una raffica. Io ne ho tre intanto. Risponda le tre e poi allora, questa cosa dei 300 euro, poi volevo capire una conferma anche del capping, se è stato eliminato. E il discorso della riserva, anche ho sentito che c'era l'intrasferibilità dei titoli ricevuti da riserva, e questo discorso qui con le zone montane anche capire un attimo come funzionerà l'accesso alla riserva, perché adesso sai che c'è quel meccanismo per cui ci sono delle superfici che vengono in qualche modo escluse se hanno già avuto un accesso alla riserva, e nel momento in cui io metti che ho una maglia, vado alla riserva e poi c'è questo vincolo di non trasferibilità dei titoli, è un attimo da capire un po' come sarà gestita questa partita, soprattutto per le zone montane, ecco, diciamo. E dopo questo discorso delle verifiche della performance, che l'ho sentito accennato, però volevo capire un attimo a cosa significa questo vincolo, diciamo, che poi ci sarà anche nel PSR, immagino. Grazie. Allora, per quest'ultima domanda credo sia più per Contarini che per me, però partiamo subito da 300-500, che è un tema anche già un piccolo giallo, ed è opportuno sollevarlo perché credo lo faremo anche formalmente col Ministero. Allora, cronologicamente il 24, qualche giorno prima del 28 dicembre, prima dell'ultima riunione del tavolo di partenariato, il Ministero ha diffuso una bozza di piano strategico sintetico che illustrava ai partecipanti del partenariato le scelte che il Ministero avrebbe fatto e ufficializzato nel volumone che poi è stato inserito nella piattaforma comunitaria il 30 dicembre.
In quella sintesi, che dovreste anche avere, comunque un documento pubblico, è scritto chiaramente che, come chiesto da Confagricoltura, andava elevato il livello minimo di domanda di pagamento unico per essere liquidata. Oggi una domanda non può essere liquidata se non supera i 300 euro, se non raggiunge i 300 euro di liquidazione. Noi avevamo chiesto di elevare questo importo significativamente, proprio per evitare di pagare domande assolutamente inconsistenti. 300 euro l'anno sono meno di 30 euro al mese di pagamenti diretti complessivi. Il punto di caduta del compromesso, che è scritto in quel documento, rimane 300, ma nelle aree ma solo nelle aree montane svantaggiate e nelle isole minori. In tutto, ordinariamente, invece, il limite minimo della domanda è elevato a 500 euro, che era comunque un passo avanti, è uno dei temi, come dicevo prima, di equilibrio che non ci soddisfa completamente, ma che dà una direzione, diciamo, verso il nostro auspicio. Con grande sorpresa, il 30 dicembre, il volumone presentato a Bruxelles, a pagina 301, non riporta la cifra di 500 euro. Allora, è un refuso, una dimenticanza, vi ho già citato prima un caso della soia dove c'è stata proprio una banale mancanza nell'inserimento di un dato. Qui bisogna capire se è una scelta politica oppure una trascuratezza, un problema. C'è anche un problema pratico che questi documenti non si scrivono e si inviano, si inseriscono in una piattaforma informatica, quindi talvolta ci sono dei problemi. Speriamo sia questo, perché cambia molto, cioè è un elemento di equilibrio che viene meno, che era già un compromesso che viene meno. Giusta l'osservazione sul capping, ho dimenticato di dirlo prima. Un altro aspetto qualificante del negoziato complessivo è l'aver accettato il pagamento redistributivo, ancorché con quelle limitazioni. Avete visto che non sono ammesse tutte le aziende premiate come chiedevamo noi fino a 14 ettari, ma solo quelle fino a 50 ettari. È un aspetto che abbiamo accettato, in cambio però della non applicazione di plafonamento e degressività oltre 60.000 euro. Anche questo è scritto chiaramente in tutti i documenti sintetici. E anche qui devo dire, nel documento ufficiale ultimo presentato a Bruxelles c'è scritto che siccome applichiamo il redistributivo non trova applicazione il capping, il limite massimo dei pagamenti, non la degressività. Anche questo dobbiamo capirci, però non dovrebbe l'intesa, diciamo, era che non si doveva applicare né degressività né plafonamento. Quindi il plafonamento sicuramente no, è già scritto anche questo. Sulla intrasferibilità dei diritti da riserva confesso che non so rispondere, quindi lo verifico. Effettivamente se ne è parlato, se ne è discusso. Magari se risponde Contarin nel merito, sul resto io lo voglio verificare. Cioè che i titoli acquisiti da riserva abbiano un vincolo di non trasferibilità per 2 anni, no? Sì, dovrebbe essere stato previsto, però devo essere certissimo che è scritto, lo vorrei verificare. Sì, per quanto riguarda Fontanelli, per quanto riguarda invece il tema della verifica di performance, ecco, allora ci sono 2 aspetti, cerco di esprimermi il più semplicemente possibile, anche se per me non è semplice, nel senso che è abbastanza complessa la vicenda. Allora, ci sono 2, questa PAC, tra le varie novità, pone questo cosiddetto orientamento ai risultati, ok? È stato molto discusso, cioè, è diventato uno slogan quasi, no? E il bello è che ognuno nel parlare di orientamento ai risultati ha dato, come dire, l'ha caricato del proprio significato. Quindi io parlo per quello che ho visto tradotto in pratica nei documenti di lavoro che ci sono tuttora, perché verrà disciplinato da alcuni atti delegati.
Questo orientamento ai risultati è gestito e monitorato e attuato attraverso due verifiche. La verifica della performance. La performance è intesa come vi dicevo, attraverso l'individuazione di target da conseguire. Già l'abbiamo sperimentata nel corso di queste due programmazioni in particolare dello sviluppo rurale. Prevede che tu stabilisca il target, cioè le quantità di ettari che vuoi mettere sotto impegno, o il numero di giovani agricoltori che ritieni di insidiare, o il numero di imprese che vedranno finanziati, sostenuti i propri progetti di innovazione, o il numero di agricoltori che possono fornire i servizi di consulenza, o così via. Ogni intervento ha un indicatore, viene stabilito un numero. Il numero ovviamente nasce dal fabbisogno che va soddisfatto, nel senso, io ho necessità di garantire una consulenza in materia ambientale al 10, 20, 30% degli imprenditori agricoli del Veneto. Quindi cosa faccio? Stabilisco il numero di agricoltori che mi prefiggo a cui mi prefiggo di fornire questo servizio di consulenza, e stanzio le risorse necessarie. In uno step prestabilito, può essere annuale, in questo caso è biennale, quindi 2 volte nel corso del quinquennio di programmazione, a metà e alla fine, è prevista una verifica del conseguimento di questo risultato quantitativo in termini di target, a seconda di se stiamo parlando di misura a superficie o agricoltori o progetti o misure immateriali. Va bene? L'ho esemplificata così, e questa è la verifica di performance. Ma la vicenda legata al cosiddetto New Delivery Model pone anche un'altra verifica, e qua c'è il tema dell'efficacia rispetto ai risultati, che è stata travisata in qualche modo, a mio modesto avviso, ovvero è successo quello che noi regioni, noi temevamo, perché l'abbiamo già vissuta. Se ricordate, l'ho citato prima, il 31 dicembre del 2018, con questa verifica intermedia della programmazione. E cioè, affiancati a questi target ci sono anche degli indicatori di spesa. L'indicatore di spesa è quello che vi dicevo, cioè io prevedo, relativamente ai pagamenti diretti, di erogare determinate cifre. Devo definire la cifra media che erogo, quindi voi capite che razza di sviluppo bisogna fare, prevedendo l'interlocuzione media che possono essere beneficiari o ettari. E se mi scosto da questa media che ho previsto, per varie vicissitudini, devo comunque giustificare lo scostamento, e sarà nell'interlocuzione tra amministrazione, autorità di gestione, responsabile del programma, che si è scostato più della tolleranza dal valore previsto, con la Commissione europea, con DG Agri, per conto della Commissione europea, che potrà nascere eventualmente sorgere l'esigenza di un piano di azione che consenta di intervenire e di riportare su quei valori di previsione media l'indicatore oggetto del tema di cui stiamo discutendo. Voi capite che è abbastanza cervellotica la cosa, perché sarebbe banale se succedesse quello che vi ho detto, no? Io prevedo di erogare in Italia, mettiamo così, 600.000 pagamenti diretti a 600.000 agricoltori, no? Prendo il quacervo del pagamento diretto, del cosiddetto BIS, l'acronimo BIS, lo divido per 600.000, quello è il valore. Non funziona esattamente così, perché questi dati vanno articolati annualmente. Allora cosa succede? Voi lo sapete meglio di me, che i pagamenti avvengono a puntate. C'è prima l'anticipo, poi c'è il saldo. C'è l'incidenza di coloro che restano appesi ai controlli, perché sappiamo come avvengono i controlli. Basta che qualcuno di voi abbia a che fare con Avepa o abbia a che fare con Agea, voi capite in che ginepraio ci stiamo addentrando. A seconda poi, se parliamo del pagamento diretto del primo pilastro, di un accoppiato, pensate ai problemi che abbiamo avuto con la BDN per gli accoppiati, e così via, e così via. Per tutti gli interventi, e sono circa un centinaio di interventi del PSN, va sviluppato un esercizio di questo tipo che consenta di prevedere i pagamenti e i valori medi del 2000 e la loro numerosità nel 2023, nel 2024, nel 2025, fino al 2027.
27. È su questo che io esprimo, e sono in ottima compagnia con tutti i miei colleghi regionali consapevoli, ma non solo noi, anche le associazioni, delle perplessità e delle preoccupazioni. Ecco, quindi la verifica in questo consta: una verifica di spesa e una verifica di target dei risultati conseguiti. Attenzione, perché su questa la prima che ho spiegato, quella di conseguimento di target, ci vede già afferrati, già esperti, ed è indiscutibile, perché è quella che realmente ci fa capire se siamo efficaci nel perseguire i temi e i problemi che scatenano la necessità scusatemi a sorridere perché vedo un commento dell'amico Marco Pasti che dice: si creeranno lavori nel terziario. No, caro Marco, non si creeranno lavori, perché se tu vedi l'età media anche dei funzionari pubblici vuol dire che dovremo semplicemente togliere tempo che dedichiamo a ragionamenti seri e con costrutto, magari per seguire qualcuna delle opportune indicazioni che riceviamo dalle associazioni, per dedicarci a questi esercizi pseudo accademici e scientifici. Grazie. Ok, grazie Contarino, ho visto l'intervento, vedo che Lenucci ha dato una risposta anche per quanto riguarda i titoli da riserva che sono vincolati per evitare una commercializzazione non in linea. C'erano però altre due domande che ho visto, che una sulla quale ci chiedono se ci sono, no vabbè, questa l'abbiamo già vista, se ci sono incentivi anche per la conversione, per le aziende che sono già in biologico. E soprattutto la seconda, fatta dal presidente di Padova, la Barbetta, se il settore avicolo rientra all'interno degli ecoschemi, particolarmente importante. Prego. Sì, stavo rispondendo al presidente Barbetta, piacere, salve, buonasera. Lo faccio a voce direttamente. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi. No, più che una domanda è un'amara constatazione la sua, manca il settore, non è incluso come invece abbiamo chiesto noi, e devo dire non siamo stati l'unica organizzazione a chiedere l'estensione dell'ecoschema che incentiva la riduzione di antibiotici anche al settore avicolo. Non ci siamo riusciti, non è escluso che ci ritenteremo. I motivi sono sostanzialmente due. Uno, che il settore avicolo avrebbe un po' scompaginato il quadro della distribuzione dei finanziamenti. Non è tanto il fatto che il settore avicolo non è mai entrato nella PAC, perché d'altronde il settore suinicolo invece pure è stato finora escluso anche da tutti i pagamenti accoppiati e invece accede a quell'ecoschema. Quindi per noi, per analogia, andava esteso anche al settore avicolo. Evidentemente, come dicevo prima, il delicato quadro dell'equilibrio anche finanziario, che è stato fatto con un occhio alle misure, ma anche poi al riequilibrio del riassetto monetario di territori, comparti beneficiari, non consentiva questo. Un altro esempio è l'estensione dell'ecoschema del pascolo agli ovi caprini, per esempio, che sono esclusi dall'ecoschema non del pascolo, una specie animale che invece tipicamente è gestita come pascolo. Un altro motivo potrebbe anche essere il fatto che per accedere a quell'ecoschema occorre anche essere nell'ambito del sistema Classifarm, per il quale non credo, mi sbaglierò, ma non credo che per il settore avicolo sia già presente e possibile tutta la disciplina per essere inquadrati nel sistema di gestione di certificazione animale ministeriale. Comunque lo sappiamo, è uno dei problemi che abbiamo, perché come ho detto prima non è l'unico vincolo vulnus di questo piano. Noi sin dall'inizio abbiamo chiesto, sin dall'8 settembre, quando è stato proposto l'ecoschema, l'estensione anche al settore avicolo, come è stato fatto per i suini. C'era anche un'altra cosa, sì, la conversione al biologico, non so se anche Contarin vuole dire qualcosa, però io posso seccamente solo dire il biologico sì, non è più compensato negli ecoschemi come era stato ipotizzato nella prima fase, ma lo è nello sviluppo rurale, mi pare ampiamente, quindi sia per la conversione che per il mantenimento, però prego. Sì, grazie Vincenzo, è esattamente così. Sì, in termini di prospettiva è esattamente così, nel senso che il biologico troverà risposta nello sviluppo rurale,
con una dotazione finanziaria che viene rafforzata proprio attraverso questo meccanismo di trasferimento dal FEAGA di circa 450 milioni di euro dedicati al biologico, che col meccanismo del cofinanziamento determina una leva di aumento della spesa pubblica che supera così il €1 miliardo. Quindi questo è opportuno e sicuramente sarà rivolto sia alla conversione che al mantenimento. Se abbiamo vincoli in termini di equilibrio tra le due componenti, tra le due misure, diciamo così, al momento è un po' prematuro. Per quanto riguarda invece la parentesi, diciamo così, che stiamo vivendo ora, quindi l'apertura, se la domanda era riferita anche all'apertura che in Veneto faremo fra qualche settimana per questo impegno triennale, questa apertura è dedicata alla sola conversione, perché abbiamo fatto di necessità virtù per avere una certa massa critica, memori di un precedente bando che, come alcuni di voi sanno, ha lasciato purtroppo con la bocca amara l'80% dei partecipanti. Quindi apriremo per la conversione, continuiamo però a garantire il sostegno a chi è già in mantenimento da qualche anno attraverso questa estensione, come dicevo, al sesto, ottavo anno di impegno. Grazie. Un'informazione, allora solo per capire, ci sono ancora delle possibilità, mi sembra di aver capito, di modifica del sistema di questo piano di sviluppo nazionale, seppure limitate, immagino, perché ormai la struttura è decisa, che ci potranno permettere, insomma, qualche miglioramento di sistema. Su quello poi cercheremo ovviamente di fare sintesi anche a livello regionale per cercare di dare una mano sia alla parte regionale sia alla parte nazionale. Scusate, c'è un'altra domanda perché poi volevo tendere alla chiusura. Qui c'è la domanda di Pasti. Marco, se la vuoi fare direttamente? Ti attiviamo il sonoro. Sì, non volevo troppo rubare spazio, era solo così una curiosità. Se nella valutazione di impatto di questa nuova PAC e per l'Italia il PSN c'è una previsione di come cambieranno le produzioni agricole nazionali ed eventualmente anche i gas climalteranti, visto che è una priorità della PAC o del nuovo Green Deal, e se queste cose sono definite, se sono tra gli obiettivi che la Commissione intende verificare. Domanda complessa. Cioè, non so se c'è una risposta. Beh, è solo per sapere guarda, se nel documento basta, sì. Tento io una prima parte di risposta, poi se Vincenzo ritiene di integrare. Innanzitutto saluto Marco. Rispetto a questo, Marco, spiace confermarti che questa valutazione di impatto, almeno in termini come tu li hai posti e come logica vuole, non è stata fatta. Quindi non c'è nessuna valutazione in termini di ricaduta, di ripercussione, di interferenza, userei anche questo termine, con le logiche in atto, con le logiche, diciamo così, imprenditoriali e commerciali. E almeno non è questa una dimensione che è stata considerata per gli interventi ai quali ho potuto partecipare io. Quindi non essendo emersa in questi interventi, non vedendola appunto rappresentata o è molto difficile scorgere in questo corposo volume passaggi di questo tipo. Io desumo che molto semplicemente si è cercato di trovare una qualche coerenza rispetto agli strumenti che erano sul tavolo. Diciamo che se posso esprimere, in base alla mia esperienza, pur limitata al panorama veneto e a strumenti molto particolari quali quelli dello sviluppo rurale, che sono concentrati su una logica più di accompagnamento all'investimento delle aziende, e avendo un po' di dimestichezza in queste programmazioni proprio con questi strumenti di monitoraggio, mi permetto di dire che anche la migliore valutazione di impatto però lascia il tempo che trova,
e le dinamiche che sono in atto in questi mesi, purtroppo ai noi come settore agricolo, di cui io sono l'ultimo dei funzionari e dei tecnici, come dire, sì, potremmo ovviamente avere una valutazione a stretto giro, a breve orizzonte, la prima reazione immediata all'innestare un fenomeno, ma non sappiamo tutte le altre variabili che determinano quel fenomeno, come si stanno comportando, non c'è piena consapevolezza, quindi non siamo in grado, anche se qualche scienziato, mettiamo così, qualche consulente, qualche agenzia di quelle che ci sono che fanno sto mestiere, ma non sono certo il valutatore ex ante che ha seguito la predisposizione del PSP, perché c'è una valutazione effettuata all'atere dei lavori, ma si è limitata a valutare lo svolgimento dei lavori. Non si è certo preoccupata appunto di prefigurare gli impatti. Noi l'avevamo fatto come Veneto ancora nel 2019 a supporto della conferenza regionale, e ti dico che in quel frangente lì il gruppo di esperti, e avevamo sia Ca' Foscari che Padova che Verona, ci avevano restituito avevano restituito il rischio conseguente alla variabilità e alla dinamicità esasperate del contesto in cui ci ponevamo, e devo dare atto che già allora era stato prefigurato il rischio di un evento globale, che poi a noi neanche a farlo apposta si è verificato, un rischio globale che poteva determinare delle turbative planetarie. Però veniva gestito poi con delle ipotesi di scenario molto sfumate, che non consentivano quindi di capire con le nostre scelte di uno strumento che mette in moto, per carità, anche centinaia di milioni a livello regionale, dove saremmo arrivati. Mi sento di dire che portato anche sul livello nazionale probabilmente sarebbe un ausilio utile, ma non darebbe certo certezza, aiuterebbe a prendere più consapevolmente certe scelte. Convengo con te, perché penso che il tuo retropensiero sia questo, e ne sono d'accordo, però secondo me non c'è stato, e temo anche che il risultato non sarebbe stato poi così come dire, coerente a questo tipo di valutazione. Grazie, se posso, grazie, complimenti, sposo in pieno ovviamente. Intanto approfitto anche per l'ottima relazione, ho imparato molto su questa relazione Stato-Regioni, su come gestiremo questo nuovo sviluppo rurale. Grazie. Dicevo, se capisco bene la domanda, cioè il tipo di relazione tra obiettivi orientati al risultato e la misurabilità va sempre fatto relativamente allo strumento che adottiamo. Cioè il New Delivery Model prevede la fissazione di obiettivi, quindi non solo il raggiungimento di performance, il numero di domande, ma anche degli obiettivi che ci prefiggiamo in termini di policy, di politica, rispetto agli strumenti che adottiamo. E quindi in questo senso non mi pare, almeno, io dico sempre non mi pare, perché tutte le pagine integralmente fino in fondo dei regolamenti non le ho lette in dettaglio, e quindi ho sempre una cautela, però non mi pare che ci siano neanche tra le raccomandazioni, diciamo, un legame tra l'attività di politica degli strumenti e fattori ambientali, come per esempio le emissioni di gas serra. Ma mi permetto di aggiungere, caro Marco, che si saluta anche, meno male anche, perché questo tema si è posto quando c'è stata l'impostazione della comunicazione della Commissione e il primo inquadramento del New Delivery Model. Se avessimo davvero un sistema basato, un sistema di, diciamo, taratura delle policy rispetto a certi fattori anche ambientali multifattoriali, come le emissioni di gas serra, rischieremmo magari di prendere delle solenni cantonate, perché magari non c'è una correlazione, o quantomeno è difficilissimo da verificare il nesso causa-effetto che c'è tra certi comportamenti degli imprenditori agricoli, il comportamento del decisore politico, l'efficacia degli strumenti, e quello che accade sulle emissioni di gas serra, o piuttosto che sulla presenza di inquinanti nel suolo o nell'atmosfera. Quindi forse è anche meglio
che non si facciano certe verifiche da parte della Commissione su certi fattori dove magari si può rischiare di imputare poi agli agricoltori o agli strumenti di politica che magari verrebbero giudicati inadatti o inefficaci rispetto a certi aspetti come la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che hanno determinanti esogeni alla nostra PAC. Spero di essere stato chiaro. No, chiarissimo. Per quanto mi riguarda, non so se per Marco va bene, ma insomma mi sembra molto chiara. Io direi che non mi sembra di vedere altre domande. Adesso sono circa 2 ore e mezzo che stiamo facendo questa riunione, quindi immagino che subentra anche un attimo di stanchezza sul tema. Quello che posso dire è che noi siamo in una fase non definitiva, ovviamente, come è stato più volte detto. Abbiamo tutto un percorso ancora da fare e da seguire. Questo ci permetterà di riaffrontare il tema con una serie successiva di riunioni, anche poche, ma per step, in modo tale che ci aiuterà anche a noi aziende a seguire meglio l'evoluzione di tutto il sistema, sia a livello nazionale che regionale, quindi sia di primo che secondo pilastro, e quindi chiederò la cortesia a voi poi di rivederci più avanti, a distanza di qualche mese, in modo tale che potremo fare un altro punto della situazione per vedere se abbiamo poi delle informazioni più delineate che possono aiutare poi le aziende a fare delle scelte più consapevoli possibili. Perché una cosa è certa, c'è un cambiamento forte questa volta nella politica agricola comunitaria che influirà in maniera pesante sulle aziende, e non solo per quelle che adesso sono all'interno, ma anche per quelle che potrebbero rimanere fuori da questo perimetro, potrebbero provocare dei danni veramente seri. Comunque sarà poi nell'evoluzione che poi valuteremo meglio tutta la situazione. Per cui io direi che se non ci sono altre richieste da parte degli ascoltatori, dei soci, degli amici qui presenti, io vorrei ringraziare i 2 relatori che sono stati gentilissimi a seguirci in questa fase, dicendogli già che ci rivedremo poi prossimamente per un secondo step di aggiornamento complessivo. Grazie mille a tutti allora, grazie, arrivederci. Grazie a voi, complimenti. Grazie. E alla prossima. Arrivederci, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Ciao Vincenzo. Grazie.